confermerà il buon governo della Lega e del centrodestra. Benvenuto ad Alessandro Piana! Buongiorno Pontida, non vi nascondo che sono molto emozionato oggi ad essere qua, in un raduno che non è soltanto un evento, ma è il nostro simbolo, è la nostra carta d'identità che esibiamo per tutto l'anno poi in giro per l'Europa. Sono 30 anni quasi che milito nella Lega, quasi tutti passati a candidarmi sotto quel simbolo. Ancora oggi siamo chiamati a votare in Regione Liguria e ancora oggi mi sono candidato perché il partito me l'ha chiesto, ma soprattutto perché ci credo fermamente. Perché, come diceva lo speaker all'inizio, dobbiamo continuare a portare avanti quel grande processo di trasformazione che abbiamo attuato già da 9 anni in Liguria e soprattutto a Genova. Ho partecipato giovedì scorso al primo tavolo sull'autonomia differenziata. Non vi nascondo la grande emozione, un risultato storico che porterò sempre nel cuore, e per questo volevo ringraziare fortemente il ministro Roberto Calderoli, per il suo grande lavoro, la sua determinazione e soprattutto la sua concretezza. Abbiamo, insieme a altre regioni come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e la stessa Liguria, iniziato a portare quelle che sono le materie sull'autonomia differenziata che vedranno trasformare in meglio il nostro paese. Ieri il candidato del PD Orlando ha affermato alle televisioni che non avevo titolo di partecipare a quel tavolo e che la prima cosa che faranno se vinceranno, sarà quella di cancellare tutto. Io credo che rimarrà un loro sogno, perché non vinceranno in Liguria. Perché in Liguria, grazie al nostro capitano ligure Edoardo Rixi, vice ministro alle infrastrutture, e soprattutto grazie al nostro capitano Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, la Liguria ha avuto una trasformazione dal punto di vista infrastrutturale, strutturale ed economico, e noi quella trasformazione la vogliamo portare avanti, la dobbiamo portare avanti, perché non vogliamo più che i nostri figli vadano a trovare lavoro oltre Appennino o oltre oceano. Noi vogliamo che rimangano sul nostro territorio a studiare, a lavorare per il nostro territorio. Siamo qua anche oggi per manifestare la nostra solidarietà a Matteo Salvini, ma non solo, con i nostri colori numerosi come sempre, anche ad abbracciarlo simbolicamente e unirci intorno a lui, perché non solo ha fatto quello che gli ha chiesto l'Italia, quello che gli abbiamo chiesto noi da ministro, non solo ha difeso i nostri confini e ristabilito l'ordine nel nostro paese, ma ha salvato tante vite. Ed è la prima volta che un ministro della Repubblica viene processato per aver salvato delle vite. È questa la vergogna politica. È questo che dobbiamo urlare, perché non vogliamo che il nostro paese diventi un esempio negativo, dove un ministro della Repubblica, per aver fatto il proprio dovere, debba essere condannato. Io credo che non sarà condannato, ma il fatto solo che venga processato è già una vergogna di per sé. Bravo. Grazie Matteo per quello che hai fatto, per aver mantenuto la parola e per aver fatto sì che oggi l'Italia sia un paese diverso, magari di come lo sarebbe stato se tu in quei mesi non avessi attuato quello per il quale noi ti abbiamo votato. Grazie ancora Pontida.
viva la Padania, viva Pontida, viva la Lega e viva la Liguria! Grazie Alessandro. È un altro volto dell'eccellenza amministrativa della Lega. Ha combattuto 1000 battaglie, anche nei momenti più difficili. Dal Friuli, Venezia Giulia, Massimiliano Federica! Grazie. È sempre un'emozione essere qui a Pontida, però oggi io voglio iniziare ricordando quanto è successo un anno fa in Israele, dove terroristi di Hamas hanno ammazzato vittime civili innocenti andandole a cercare e sgozzandole. Questo non può essere dimenticato dalle democrazie occidentali e dal nostro paese. Anche in relazione al fatto di quanto avvenuto ieri a Roma, dove invece gruppi di scalmanati hanno aggredito le nostre forze di polizia, che ringraziamo per il lavoro che fanno ogni giorno, hanno devastato città e pensano che per loro la legge non esista. E proprio per questo vorrei ricollegarmi, proprio per il rispetto della legge, a una profonda solidarietà che arriva dal Friuli Venezia Giulia verso Matteo Salvini, che semplicemente per aver fatto rispettare la legge e le regole oggi è sotto un processo che tutto il paese, anche chi la pensa in modo diverso dal nostro, dovrebbe opporsi e dire che chi è ministro e ha mandato dal popolo per governare e per far rispettare le regole non può andare sotto processo. E poi siamo qui come regione a statuto speciale, regione autonoma, per portare una testimonianza. Io lo sento. In mezzo al mare di menzogne che vengono raccontate sull'autonomia differenziata, che spacca il paese, che è un dramma, che distruggerà l'Italia, noi siamo la testimonianza che l'autonomia migliora il servizio ai cittadini, dà risposte al nostro paese e dà delle responsabilità a chi governa. Io ho fatto diversi dibattiti in queste settimane sull'autonomia differenziata, anche verso coloro che stanno raccogliendo le firme che, tra parentesi, hanno introdotto in Costituzione l'autonomia differenziata. È qualcosa di particolare, no? Il centro-sinistra introduce in Costituzione l'autonomia differenziata e poi raccoglie le firme perché la Costituzione non sia attuata. È qualcosa di particolare. Ma detto questo, a queste persone ho chiesto dove nel testo Calderoli c'è una parola che divida, spacca o distrugga l'Italia. Nessuno sa rispondere. Semplicemente perché è in atto una comunicazione delle falsità e delle menzogne che a pagarne le conseguenze saranno i cittadini di questo paese. Se noi non riformiamo e non facciamo un vero cambiamento istituzionale, continueremo a lamentarci anno dopo anno, ma le cose non cambieranno. Dobbiamo ridare responsabilità ai territori. Dobbiamo permettere a chi vive in Lombardia, in Veneto, in Liguria, in tutte quelle regioni che non sono a statuto speciale, di poter ottimizzare le risorse che sono a loro disposizione, responsabilizzare chi governa queste regioni e dare finalmente una equità nella possibilità di competere a livello europeo. E su questo, guardate, io sono più che convinto che il mezzogiorno del paese ne sia all'altezza, perché c'è chi racconta che il sud non è all'altezza dell'autonomia. Non è vero. Probabilmente alcune classi del mezzogiorno, dirigenti del mezzogiorno, non vogliono l'autonomia perché non gli piace la responsabilità. Ma i cittadini del mezzogiorno vogliono e devono ambire all'autonomia perché hanno la capacità, la forza e le prospettive per crescere ed essere veramente una risorsa importante per tutto il paese.
E dunque da questo prato mi auguro che in modo molto responsabile e pacato però possa risorgere la voce della verità e dire che dal territorio può cambiare il paese. Se qualcuno pensa di cambiare il paese dalle burocrazie di Roma è un fallimento e sarà un fallimento. Soltanto dal territorio, dalla nostra gente può ripartire quello spirito di cambiamento che può dare veramente a questo paese e far diventare questo paese locomotiva europea. Quindi grazie Pontida, grazie per esserci sempre, grazie per esserci anche nei momenti più difficili, per far sentire la voce della nostra terra e per far sentire che non ci arrendiamo anche superando magari periodi travagliati. Forza Lega, forza Pontida e forza Matteo Salvini e forza Friuli Venezia Giulia. Grazie. Grazie Massimiliano! È in prima linea per l'autonomia, ha resistito ad attacchi feroci, è un galantuomo alla guida della Lombardia. Pontida saluta Attilio Fontana! Anch'io. Sta lì davanti un attimo con loro mentre sbandiera. Buongiorno, ciao a tutti, popolo di Pontida, popolo della Lega, grande popolo della Lega. È sempre un grande onore ed è un grande piacere essere qui con voi. Essere qui con voi dopo tanti anni. Pensate, sono passati 34 anni dalla prima venuta a Pontida.
Eppure, nonostante gli anni passati, nonostante noi siamo diventati il partito più anziano dell'Italia, ci siamo sempre e abbiamo sempre lo stesso entusiasmo, perché la Lega ha qualcosa di fondo che nessun altro ha dei valori nei quali credere e ha dei valori per i quali combattere. I valori sono la difesa dei nostri territori, sono la difesa dei nostri cittadini e della nostra gente. I valori sono il combattere contro la burocrazia romana e combattere contro il centralismo di questo paese. E in questo prato, in questo magico pratone, abbiamo portato tante proposte. Abbiamo parlato in un primo momento di federalismo, poi abbiamo parlato di devoluzione, poi addirittura di indipendenza della Padania, di autonomia completa. E adesso parliamo di autonomia. Autonomia che vuole dire essere più liberi a casa nostra. E questo è la madre di tutte le battaglie, la madre di tutte le richieste per le quali noi facciamo attività politica. La Lombardia è sicuramente una stampella fondamentale di questo paese. La Lombardia contribuisce con 56 miliardi al nostro paese, a favore del nostro paese, 56 miliardi di residuo fiscale che noi vogliamo lasciare, che noi lasciamo al resto del paese. Ma noi chiediamo qualcosa in cambio. Noi chiediamo di essere nelle condizioni di amministrare meglio, di riuscire a dare delle risposte più efficienti ai nostri cittadini. Noi vogliamo poter spendere i nostri soldi come meglio noi crediamo. E questo è il principio per il quale noi combattiamo. Vedete, io sono indignato quando ascolto le affermazioni che vengono fatte dalla sinistra. L'autonomia spacca il paese. Non so se notate una cosa, loro fanno questa affermazione, ma nessuno mai spiega perché questa autonomia spaccherebbe il paese. Non spacca assolutamente niente, anzi, quando ci sarà renderà tutto il paese più efficiente e più efficace. Noi vogliamo che non succeda quello che sta succedendo adesso, e cioè che le nostre risorse vengano spese sulla base di quello che ci viene detto da Roma. Noi i nostri soldi li vogliamo spendere come riteniamo più opportuno, come il nostro paese ritiene opportuno investirli. Vedete, non possiamo accettare. Quando io venni eletto la prima volta 6 anni fa, quasi 7, chiesi proprio di poter assumere più medici, assumere più infermieri. Avevamo le risorse e allora i medici e gli infermieri c'erano. La risposta è stata no, perché c'era una legge del governo Renzi che ci impediva di investire più risorse che noi avevamo per il personale sanitario. E la risposta, la conseguenza è stata che sta succedendo quello che voi vedete sotto i vostri occhi, cioè che mancano risorse, mancano medici, mancano infermieri. Non è una questione di risorse, questo lo voglio dire chiaro, non è una questione di più soldi, è come si spendono i soldi, è come si investono i soldi. Noi vogliamo l'autonomia per essere nelle condizioni immediatamente di dichiarare lo stato di calamità naturale o di emergenza quando si verificano certi fatti. Non vogliamo aspettare che sia Roma, non vogliamo aspettare che sia un burocrate romano che viene ad accertare se le condizioni ci sono. Noi vogliamo poter dare una risposta ai nostri cittadini subito. E quando si tratta di bonifiche noi vogliamo poterle fare immediatamente ai nostri tempi e non dobbiamo aspettare gli anni e anni di burocrazia romana che ci dice come dobbiamo fare. Noi non crediamo niente di più di quello che già abbiamo. Noi siamo la regione che riceve in proporzione meno di tutte le altre regioni, siamo la regione che costa meno di tutte le altre regioni, eppure riusciamo a dare i servizi migliori degli altri. Quindi dovrebbero pensarci tutti gli italiani.
Non è questione di soldi, è questione di come si spendono i soldi, bene o male, si investono o si sprecano. Questo è quello che noi non possiamo più accettare in questo paese, che non vengano sprecati, come altrove si sprecano. E sono molto contento oggi. Sono molto contento perché grazie al nostro grande ministro Calderoli siamo arrivati al punto di non ritorno. Il rapporto, i colloqui per definire le materie e soprattutto le funzioni di cui noi chiediamo il trasferimento ormai sono iniziati, i rapporti con il governo sono iniziati e quindi presto noi arriveremo alla conclusione, otterremo questa nuova grande riforma. Cambierà che cosa? Cambierà che chi sa amministrare lo dimostrerà e cambierà che chi non è capace di farlo lo dimostrerà e andrà a casa, smetterà di fare danni al suo territorio e alla sua regione. Chi non è capace smetta di amministrare. E io sono indignato nell'ascoltare le falsità che vengono raccontate dalla sinistra, falsità assolutamente indegne di essere utilizzate in un dialogo politico, perché a me va benissimo tutto, si può decidere tutto, si può essere di qualunque opinione, ma non si possono raccontare le balle che racconta la sinistra e chi non vuole l'autonomia. Noi questo non lo possiamo accettare. La sinistra, che quando il nostro compianto e grande presidente Maroni, per il quale è necessario un applauso per ricordarlo, quando il grande Maroni insieme al grande Zaia presentarono la loro richiesta e realizzarono i loro referendum, la sinistra era la prima a dire noi la vogliamo. Ed il presidente Bonaccini, che oggi dice che l'autonomia spacca il paese, aveva già sottoscritto un accordo con il governo che non prevedeva neanche la legge quadro di cui si è fatto carico il ministro Calderoli. Una legge quadro che rispetta il Parlamento, quella di Calderoli, mentre invece loro si erano accontentati di sottoscrivere un accordo molto più semplice, nel quale il Parlamento veniva messo in grande secondo piano. Quindi non crediamo a queste cose, continuiamo su questa strada, perché con questa strada la regione Lombardia, che in questo momento è quella che dà i risultati migliori, considerata come PIL dopo la fine del Covid, il PIL più alto di tutte le regioni europee, quella più attrattiva, quella più produttiva, possa combattere ad armi pari con i suoi competitori europei, con quelli che hanno altre regole del gioco. Noi combattiamo con le mani legate dietro alla schiena con altre regioni che invece le mani le hanno libere, perché i loro stati non gli pongono questi limiti, non gli pongono queste limitazioni di comportamento. E però io credo che la battaglia la dobbiamo combattere in due direzioni. La dobbiamo combattere sicuramente nei confronti di quella politica che, anziché prevedere e volere il bene del paese, vuole soltanto degli squallidi vantaggi di qualche voto, che non pensa al futuro del nostro paese, ma che pensa al proprio squallido interesse partitico. Ma dobbiamo combattere anche contro la burocrazia, perché i grandi burocrati sono i primi che si oppongono a questa riforma, sono i primi che non vogliono che questa riforma venga fatta perché perderebbero un po' del loro potere. Questi li dobbiamo contrastare, questo lo dobbiamo chiedere da subito al nostro governo. E al nostro governo dobbiamo chiedere un'altra cosa. C'è un altro passaggio di cui molti si dimenticano, e cioè che già è previsto dalla Costituzione, già è stato approvato il decreto legislativo, già ci sono i decreti attuativi del famoso federalismo fiscale. È un primo passaggio
È un passaggio che non possiamo aspettare, è un passaggio che può essere applicato da domani e noi chiediamo fin da questa sede che venga subito applicato il federalismo fiscale, che i burocrati capiscano che l'aria è cambiata, che non possono più attaccarsi ai loro tentativi di bloccare lo sviluppo di questo e l'evoluzione di questo paese. Quindi con il federalismo fiscale sarebbe una prima piccola grande spallata che noi daremmo a questo Stato centralista e eccessivamente burocratico. Per fare questo abbiamo bisogno della vostra presenza, del vostro entusiasmo, della vostra capacità. Solo così possiamo ottenere un grande risultato. Un'ultima considerazione che sembra persino superflua, perché tutti lo sanno e tutti lo pensano, anche quelli che sono contro di noi, la grande vicinanza al nostro segretario Matteo Salvini, che sta subendo un attacco assolutamente indegno, assolutamente non di un paese democratico. È sotto processo per avere svolto il suo lavoro, per avere cercato di difendere il suo paese, per avere cercato di applicare quelle che sono le leggi di questo paese. Io sono convinto che nonostante tutto non si arriverà a neppure lontanamente ad una condanna, ma noi dobbiamo comunque far sentire la nostra voce, far capire che non accetteremmo una situazione di questo genere e dare forza, anche se Matteo Salvini non ha bisogno della nostra forza perché ne ha lui a sufficienza, ma dovremo dare anche un nostro aiuto anche morale a Matteo perché affronti questa ultima battaglia, che è una battaglia di democrazia, che è una battaglia di libertà. Matteo Salvini in questo momento rappresenta la libertà, rappresenta la democrazia, rappresenta lo Stato di diritto contro chi vuole che questi principi e questi valori vengano superati. E quindi, amici, viva la Lega, sempre e con sempre una voce più alta. Viva la Lombardia, viva tutti i leghisti, libertà sempre maggiore, libertà per i nostri popoli e libertà per i nostri territori. Solo così avremo un futuro positivo. E sempre viva la Lega e grazie a voi che combattete ogni giorno per far valere questi nostri principi. Grazie Attilio! Ha cancellato la sinistra dalle meravigliose montagne del Trentino, un'altra terra che la sinistra riteneva cosa propria. I cittadini hanno scelto diversamente. Un forte applauso per Maurizio Fugatti! Buongiorno Pontida, un saluto ai tanti trentini che oggi sono scesi a Pontida per non mancare neanche quest'anno. È dal 1990 che Umberto Bossi, e oggi lo salutiamo con amore e con cuore, ha deciso che la Lega ogni anno si trovava su questo prato e da quell'anno è stata trasformata quella sua intuizione in percorso politico, un'intuizione che era un sogno, è stata trasformata in un percorso politico e istituzionale. E ringraziamo Roberto Calderoli, il ministro Calderoli,
per aver ottenuto in Parlamento il percorso dell'autonomia differenziata. Lo diciamo da un territorio di autonomia, il Trentino. Noi siamo al vostro fianco nella battaglia per l'autonomia di tutti i territori del nostro paese, perché essere padroni a casa propria vuol dire poterlo essere anche per gli altri, ottenere il percorso dell'autonomia. E guardate che l'autonomia è un percorso lungo, è un percorso che accelera, è un percorso che frena, ma è un percorso che una volta iniziato ha al centro gli interessi del proprio territorio. Pontida ha sempre segnato i momenti decisivi per la Lega. Lo siamo qui oggi per l'autonomia, ma lo siamo anche per dimostrare il grande attaccamento verso il ministro Matteo Salvini, che oggi è accusato e viene anche richiesto per lui la galera per aver fatto gli interessi dei nostri territori e dei nostri popoli, per aver avuto il coraggio. Ok, prova, prova.
Dovremmo avere in collegamento Giovanni Sallusti, Radio Libertà sul campo. Vediamo se mi sente. Io mi sento. No. Direttori se la vedono per lui. Buongiorno, buongiorno, siamo... Il leone.
della Corte Costituzionale. Io l'ho scritto in un libro: solo i pessimisti non fanno fortuna. Eccoci qua, solo i pessimisti non fanno fortuna. Noi crediamo nell'opportunità che l'autonomia darà all'intero paese, da nord a sud. Dobbiamo combattere per la narrazione che vuol prendere in giro i cittadini. Dobbiamo combattere contro quelli che fan credere che comunque l'autonomia servirà semplicemente a spaccare.
Allora, guardate, ve lo dico in sincerità e chiudo. Io ho fiducia nella magistratura. Dobbiamo avere fiducia nella magistratura. Allora, se da un lato, ascoltate bene, se da un lato la magistratura inquirente esprime le sue considerazioni come accusa, dall'altro c'è un giudice che deve giudicare e quel giudice ha le carte per dire che non si ha da procedere. Grazie. Grazie Luca! Dai territori al governo nazionale, dai governatori ai ministri, la Lega ha donne e uomini di valore a tutti i livelli. Salutiamo ora i nostri ministri. L'applauso di Pontida per i nostri ministri! È appassionata, innamorata della sua missione politica e della nostra Lega. E noi siamo orgogliosi di lei. Un forte applauso per il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli! Buongiorno a tutti, vi dico la verità, posso parlare in Parlamento, posso parlare al Senato, posso parlare davanti a uno stadio, ma parlare davanti al popolo di Pontida è per me l'onore più grande. Vi saluto tutti, saluto tutte le persone che mi hanno fermata qua prima, che mi hanno abbracciata, che mi hanno incoraggiata, tutte le persone che incontro in tutto il territorio, che mi raccontano la loro storia, che ogni volta mi dicono grazie, ma il grazie più grande è per voi, grazie, perché ci sono persone che soffrono ogni giorno, persone che hanno dolori, persone che hanno tanti pensieri e fanno tanti sacrifici, persone che invece trovano la forza per se stesso e per gli altri. Grazie a voi che ogni giorno non vi fermate, che alzate la testa di notte, anche quando le persone che curate, che accudite non stanno bene. Grazie a ognuno di voi che quando avvicino qualcuno non gira la testa dall'altra parte, ma si dà da fare, fa qualcosa per gli altri. Questo è il popolo che mi piace, questo è anche il popolo della Lega, e ringrazio la grande squadra della Lega, che sono i ministri, che sono gli amministratori, che sono i militanti della Lega. Questa è la nostra squadra, questa è la nostra forza, questa è la forza che mi date per lavorare ogni giorno, per impegnarmi. Prova 1, prova 2, prova 3.
di Sentite? intervento e vi ho detto che ci avrei Sentite? lavorato, che ce l'avrei messa tutta. Io ve le voglio elencare: 400 milioni di euro strutturali per la legge sulla disabilità, 3 decreti approvati, emanati, parte la sperimentazione il 1° gennaio, istituito il Fondo Unico sulla Disabilità con 700 milioni di euro, istituito un fondo unico per l'inclusione lavorativa dei giovani con disabilità per 7 milioni di euro, una nuova linea di intervento per le persone con disabilità, per gli studenti con disabilità, per il trasporto degli studenti con disabilità da 70 milioni di euro. Ripartito il fondo turismo accessibile, 50 milioni di euro. Aperto il bando per le periferie inclusive, 10 milioni di euro. Aperti i tavoli sul caregiver familiare, sul dopo di noi, sul trasporti, sulla partecipazione agli eventi. Sì, perché la vita di ogni persona è fatta sicuramente del benessere e della salute, ma è fatta anche della possibilità di stare con gli altri, di andare in vacanza, di essere felici, e stiamo lavorando per questo. E per la prima volta nella storia in Italia, tra 10 giorni, un G7 dedicato alle persone, all'inclusione e alla disabilità. Sì, perché possiamo parlare di trasporti, di economia, possiamo parlare di ambiente, ma se non parliamo di persone non possiamo andare avanti nei nostri paesi, e questo davvero è qualcosa di straordinario. E poi vi voglio dire che dobbiamo lavorare insieme, perché da soli non si può andare da nessuna parte. Io ce la metto tutta e con tutte le mie forze cerco di essere dappertutto, ma c'è qualcosa che vi voglio dire, perché se 6 anni fa qualcuno, una persona che conosciamo bene, non avesse avuto il coraggio, la forza di dire che serviva un ministero per le disabilità, che serviva più attenzione per le persone, io non sarei qui. E quindi il mio grazie, il mio orgoglio e tutta la mia riconoscenza, e la nostra, è per Matteo Salvini, che ha voluto questo ministero, che ci crede e che oggi affronta un processo ingiusto, una persona che è al servizio degli altri, che in qualità di ministro, di vicepresidente del nostro paese, sta lavorando e è sempre al servizio degli altri e dà l'esempio anche a me per stare sempre in tutti a noi. Siamo qui per dire ancora una volta che il popolo di Pontida è un popolo unito, il popolo della Lega non si è mai fermato, è un popolo che lotta, che ha orgoglio, che ha valori, che ha principi. Mi baso su quello e sono al vostro servizio. Viva la Lega, viva Pontida, viva Matteo Salvini e avanti tutta con coraggio. Grazie Alessandra! È un volto storico di Pontida e della Lega. È bergamasco. Sta portando avanti la rivoluzione autonomista nel segno di Umberto Bossi e Bobo Maroni. Grazie a lui, decenni di battaglie sono finalmente a portata di mano. Un forte applauso per il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli! Sono 35 anni che vengo a Pontida e sono ancora emozionato. Quest'oggi ho riesumato una cosa non storica ma vecchia sì, una maglietta che abbiamo portato a Catania. Processate anche me. L'ho portata per 2 motivi. Il primo, perché ha portato buono e a Catania, già in fase preliminare, Salvini è stato assolto. Secondo, è dato per scontato che per me difendere i confini sono un dovere e non un reato. Io ho pensato, detto, avrei fatto le stesse cose che ha fatto Salvini. E quindi processate anche me, processate anche voi, e sarebbe lunga la coda delle persone che dovrebbero essere a processo. Ripeto, per me non è un reato, ma non capisco perché a sedere su quel banco degli imputati ci sia solo Salvini,
non il Presidente del Consiglio, non i ministri che l'hanno preceduto, non quel ministro che si autoelogiava per essere lui ad aver fermato l'invasione, quando c'è da prendere le lodi in prima fila alla televisione, quando c'è da essere processati, si scappa. Devo pensare forse che quelle intercettazioni dove Palamara diceva Salvini deve essere perseguito sempre e comunque a prescindere. Io temo che sia proprio così. Ma torniamo a Pontida, ne parlerà lui stesso poi. Io saluto e ringrazio i militanti di Bergamo, quelli della Lega Lombarda, Maurizio Bosatra per l'organizzazione che anche quest'anno ha messo in campo e tanti anni che lo fanno, e un grazie anche a voi che siete venuti da tutta l'Italia. Grazie, mi inchino davanti alla vostra militanza. Io non voglio fare un comizio quest'oggi. Io sono bergamasco, con tutti i pregi e i difetti dei bergamaschi. Tanta voglia di lavorare, essere craponi, testardi, ortodossi, scrupolosi. E io ho fatto del Mai Mulà il mio credo di vita e l'ho fatto. Per cui oggi, al posto che tante parole, io porto i fatti. L'anno scorso, da questo stesso palco, io ho detto il 2024 sarà l'anno dell'autonomia. Siamo nel 2024, abbiamo approvato la legge e da giovedì scorso abbiamo già iniziato il dibattito, il negoziato con le varie regioni. La stiamo mettendo a terra, quell'autonomia. L'opposizione, poverina, ai fatti. Ho sentito prima Luca, chi ricorre contro la costituzionalità della legge? 4 regioni, fra cui una regione a statuto speciale, che non vuole consentire alle altre di avere la propria autonomia. È paradossale. Raccolgono firme, fanno deliberare dalle regioni. Tutti mi chiedono si farà o non si farà questo referendum. Giudicherà la Corte. Io solo che nel 2015 ho presentato un referendum contro la legge Fornero. Mi è stato respinto perché disomogeneo, con tanti quesiti, e quindi come la nostra legge, perché è collegata alla manovra di finanza pubblica e quindi come la nostra legge. In più, la nostra legge è una legge costituzionalmente obbligatoria perché dà attuazione all'articolo 116, 117 e 119 della Costituzione. La volete capire, sì o no? Poi mi spiace anche per come è stato posto in termini dei presentatori il quesito. Dicono che questa legge spacca l'Italia, che il Nord vuole impossessarsi delle risorse del Sud e aizzano il Sud contro il Nord. Occhio, perché si rischia con questo referendum veramente di spaccarla l'Italia, perché anche il Nord a un certo punto avrà la forza di dire ragazzi miei, l'Italia è già spaccata, bisogna rimetterla insieme, perché unita non è mai stata da 163 anni. Il Nord, accusato di essere egoista, di volersi tenere le proprie risorse, può anche dire solidarietà sì. Oggi su 21 regioni e province a statuto ordinario e speciale, 6 producono più di quello che spendono e garantiscono 94 miliardi che vanno 62 alle regioni a minor capacità fiscale e 32 allo Stato. Se non è solidarietà quella, cos'è? Solidarietà sì, ma l'autonomia ce la date, perché a Bergamo si dice a estro bunte fe la figura del coglione. Capisco e concludo l'atteggiamento delle opposizioni. Sono sempre unite quando si tratta di dire no a qualcosa e fanno il campo largo. Quando devono proporre qualcosa fanno il camposanto. Te li saluto. Capisco meno qualche alleato che ogni giorno dice bisogna riflettere, bisogna aspettare la definizione dei LEP.
io ho un'unica stella polare, anzi ne ho tre. Uno, la Costituzione, lo dice la Costituzione. Due, una legge che abbiamo votato tutti come maggioranza, anche quelli che oggi fanno i distinguo. Tre, il programma elettorale. Il programma elettorale aveva l'autonomia differenziata, se non la facciamo noi tradiamo il voto per cui ci ha mandato al governo. Quindi chiudo. È quella dell'autonomia differenziata. La prossima sarà quella del federalismo e fatta autonomia e federalismo realizzeremo il sogno per cui siamo nati come Lega. Viva la Lega, viva Pontida, ciao a tutti. Grazie Roberto! Sta rivoluzionando la scuola italiana, riportando sui banchi regole e meritocrazia, combattendo bulli e inutili buonismi. Pontida saluta il ministro dell'istruzione e il merito Giuseppe Valditara! Buongiorno a voi, meraviglioso popolo della Lega. Ci sono politici e intellettuali militanti che da 2 anni cercano di delegittimare il governo. Sperano che con la maldicenza e con le falsità si possa determinare un'alternativa. Si rassegnino. Questo governo ha una missione da realizzare, cambiare in profondità l'Italia. La Lega si è assunta il compito di essere la forza che stimola e traina il cambiamento. La sinistra ha fallito su immigrazione e sicurezza, ma anche sulla scuola non è messa meglio. Non ha proposte serie, sa solo insultare e falsificare la realtà, come quando la Schlein accusa questo governo di sottopagare i docenti. Peccato che noi andiamo a chiudere importanti contratti in 2 anni, non si è mai visto nella storia della scuola italiana, quando loro per 11 anni non hanno aumentato gli stipendi ai lavoratori della scuola. Quando poi ha qualche idea, sono idee vecchie e fallimentari. Abbiamo fatto una riforma dell'istruzione tecnica e professionale per dare più opportunità di lavoro ben retribuito in tempi più rapidi a tanti giovani e più competitività alle nostre imprese. La sinistra ci accusa di voler sfruttare gli studenti per favorire le aziende e di creare una scuola classista. Dai tempi del vecchio Partito Comunista non si sentivano scemenze di questo tipo. La sinistra ha fatto ostruzionismo sul voto di condotta e sui lavori socialmente utili. Per loro, chi prende a pugno un insegnante, chi bullizza un compagno o chi devasta una scuola dovrebbe essere punito, perché la punizione sarebbe autoritaria e repressiva. Sono fuori dalla realtà. Chi rompe paga. La sinistra non vuole restituire autorevolezza ai docenti perché detesta il principio di autorità, che è fondamentale in ogni Stato democratico. La sinistra è contro la personalizzazione della formazione, vorrebbe un'istruzione uguale, identica per tutti, ma così impedisce di far scoprire, di far risaltare la bellezza dei diversi talenti e di dare vere opportunità di realizzazione personale e professionale ai nostri giovani. La sinistra detesta il merito, l'egualitarismo grigio che massifica gli individui e ancora di casa dalla Schlein. La sinistra è contro la norma che ho fortemente voluto per garantire ai genitori di ragazzi con disabilità di chiedere che il docente precario di sostegno rimanga accanto al figlio se ha operato bene per assicurare a chi è più fragile continuità didattica. Hanno detto Valditara fa entrare i privati nella scuola. Vergognatevi! I genitori non sono i privati. Non conoscete nemmeno l'articolo 30 della Costituzione.
A proposito, un ricordo commosso per Sammy Basso, un esempio per tutti, e vorrei poter intitolare una scuola a questo meraviglioso ragazzo. Mi hanno accusato di essere razzista perché voglio una formazione potenziata e differenziata per quei ragazzi stranieri che non conoscono una parola di italiano. Ma se vogliamo veramente integrarli, dobbiamo far sì che possano conoscere la nostra cultura, i nostri valori costituzionali, la nostra storia, la nostra identità. La sinistra è contro le linee guida sull'educazione civica perché per la prima volta si dà alla parola lavoro e quindi al concetto di impegno un valore educativo, perché si riconosce finalmente la responsabilità individuale, mentre per loro la responsabilità è sempre solo della società, perché si valorizza l'iniziativa economica privata, mentre loro pensano ancora all'economia di Stato, perché si dà importanza alla proprietà privata, mentre per loro la proprietà è ancora fonte di diseguaglianza e quindi andrebbe tartassata. Questa sinistra fa fatica a capire che è con la crescita economica che si sconfigge la povertà, non con l'egualitarismo e con la decrescita felice. Nella scuola che vogliamo si devono insegnare non solo i diritti ma anche i doveri del cittadino e di chi vuole vivere insieme con noi. La Schlein parla solo di diritti, come se i diritti potessero esistere senza i doveri, una sorta di erbavoglio. La sinistra parla di legalità. Peccato che bisognava aspettare la Lega, questo governo e questo ministro per avviare una grande battaglia contro i diplomifici. La sinistra ci accusa di voler spaccare l'Italia, ma noi siamo stati il primo governo, il primo ministero a stanziare 325 milioni con Agenda Sud per dare a tutti i giovani del nostro mezzogiorno uguali possibilità formative, e i risultati ci stanno premiando. Per la prima volta nella storia il tasso di dispersione scolastica nel mezzogiorno è sceso sotto il 10%, anche grazie ad Agenda Sud. Ma noi ci stiamo occupando anche di quelle scuole delle periferie delle grandi città del nord. Ecco perché altri 220 milioni per Agenda Nord. La sinistra è contro la valorizzazione dell'identità, della storia delle nostre comunità locali, è contro l'idea di patria in nome dell'internazionalismo che distrugge le nostre radici, i nostri valori, il nostro passato, il nostro stile di vita. Così creano le condizioni per subire l'immigrazione senza saperla integrare. Io non vedo nessuna differenza fra questa sinistra e la tradizione comunista e talvolta anarchica, che è la peggior tradizione politica della nostra storia repubblicana. Noi abbiamo un'opportunità storica: fare la rivoluzione della concretezza, del realismo, del buonsenso, secondo i grandi valori dell'Occidente, per valorizzare e difendere le nostre comunità e far tornare grande l'Italia. La Lega è l'asse portante di questa rivoluzione. Grazie Giuseppe! Pontida è casa sua, ha il compito di difendere i portafogli dei cittadini all'insegna del buonsenso. A voi il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti! Grazie perché ho l'opportunità di spiegarvi cosa è successo in questi 2 giorni, perché arrivo qua molto famoso come quello che vuole aumentare le tasse. Allora lo dico a voi, lo dico anche a tutti quelli che hanno commentato in questi giorni, anche ad amici, colleghi di governo che non mi hanno chiamato, come ha fatto Matteo Salvini, per spiegare un'intervista che io ho dato non alla Gazzetta dello Sport, ma a una testata che si chiama Bloomberg, e quindi alla comunità delle banche e alla comunità finanziaria, che mi chiedeva appunto se il governo aveva in animo di fare la tassazione delle banche, degli extraprofitti delle banche, di queste cose. E io gli ho semplicemente detto che, a mio giudizio, i sacrifici li devono fare tutti, in base, citato, l'articolo 53 della Costituzione, e cioè in base a chi ha più capacità contributiva.
E per chi non lo sapesse, quell'articolo 53 è stato molto ben puntualizzato e spiegato da delle sentenze della Corte Costituzionale, l'ultima, la numero 111 del giugno del 2024, e suggerirei a tutti quelli che parlano di questi argomenti anche a sproposito di leggersi con attenzione. Perché facendo quell'intervista io avevo bene in mente quello che ha fatto questo governo e quello che ho fatto io in questi 2 anni. Avevo in mente, ad esempio, quel negoziante di calzature che trova dei clienti o presunti tali che entrano, provano le scarpe, non le comprano, escano e comprano le scarpe su internet. A questo negoziante noi abbiamo fatto, capendo i suoi problemi, la flat tax al 15%. Penso all'operaio di Lumezzane che ha il mutuo con gli interessi che sono andati alle stelle e che il suo aumento di stipendio l'ha avuto grazie a questo governo che con il taglio del cuneo contributivo fiscale gli ha aumentato la busta paga, perché se doveva aspettare gli aumenti salariali era lì ancora adesso a aspettare. Questi fanno i sacrifici ed è giusto che i sacrifici li faccia anche qualcun altro che le possibilità ce li ha, e questo è il segnale che noi dobbiamo mandare. E in questo momento il governo, con grande serietà e con grande responsabilità, perché il mio mestiere non è un mestiere facile, come certamente capiterete anche voi, sta cercando di tradurre in fatti questo che è un principio di buonsenso, e lo stiamo facendo cercando di dialogare anche con le parti interessate. Devo ringraziare ad esempio Confindustria, con cui ho avuto un incontro molto sereno e costruttivo in settimana. Ecco, state tranquilli e sereni. Chi è pratico di Pontida sa che noi siamo figli di Pontida, sa che noi siamo dalla parte della gente che lavora, che produce e che oggi fa sacrifici. E io, e ve lo dico con grande tranquillità, dovete sapere che oggi il ministro delle Finanze e dell'Economia non è un banchiere, un professore, non lo so, è un figlio di un pescatore e di un'operaia tessile. So distinguere chi fa sacrifici e chi li può fare. Grazie Giancarlo! E un applauso a tutti i nostri ministri. Pontida, facciamoci sentire! Si è scagliato contro il mondo al contrario, ottenendo consensi da record alle europee. Ha combattuto l'estremismo islamico guardandolo negli occhi senza mai abbassarli. Una vita in trincea. Contrasta il politicamente corretto. È l'ossessione della sinistra e dei suoi giornali. Pontida saluta il generale Roberto Vannacci! Ciao Pontida! Ciao popolo della Lega! Ciao a tutti voi! È bellissimo, è uno spettacolo fantastico. Ed è con grande rispetto che io mi rivolgo a voi, popolo della Lega, qua a Pontida. Qua, 850 anni fa, si giurarono fedeltà.
L'han giurato, li han visti a Pontida, convenuti dal monte dal piano. L'han giurato e si strinsero la mano cittadini di 20 città. Ma sono passati 850 anni e queste 20 città oggi sono diventate 20 regioni. Io ieri ero qua con voi e ho visto gente che veniva da Palermo, da Reggio Calabria, da Bari, da Napoli, da Ancona, da Perugia, da Firenze, da Venezia, da Milano, da Torino, da Genova. Questa è la nuova Lega. Questa è la Lega che lega tutta l'Italia. Grazie per accogliermi qua nella vostra terra e nel vostro sacro suolo. E dobbiamo stare tutti attenti qua, attentissimi, perché secondo qualcuno voi siete gli estremisti, persone pericolose, persone che tirano fuori le esecrabili idee di tanti anni fa. Eccoli gli estremisti di fronte a voi. E invece no, noi siamo qua perché rispettiamo il voto popolare, rispettiamo i commercianti, gli agricoltori, gli allevatori, i pensionati, gli studenti. Ed è in questa terra dove gente si è giurata fedeltà che è bello pensare al simbolo che tutto ciò rappresenta. Un simbolo, una bandiera, un vessillo, un'idea e dei principi per i quali valga la pena sacrificare tutto il resto. E non sono parole gettate al vento, non è una falsa esaltazione di cose che non esistono più. Perché quando una madre si rifiuta di fare un figlio, quando un giovane crede che sia meglio lasciare l'Italia per cercare fortuna all'estero, quando un cittadino è obbligato a rinchiudersi dietro un portone blindato o dietro delle inferriate, allora sì che vale la pena di lottare. Allora sì che vale la pena di conservare quello che i nostri padri e i nostri nonni ci hanno lasciato con onore e che vogliono che noi stessi le tramandiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Questa è la nostra Italia e non la vogliamo cambiare con nessun altro. Crediamo nelle nostre tradizioni, nei nostri usi, nei nostri costumi, che non sono migliori degli altri, ma sono i nostri e li vogliamo tenere con noi. E non vogliamo cedere più alcuna sovranità. Non la vogliamo cedere alle istituzioni europee che ogni giorno cercano di rosicchiarla pezzo per portarcela via. Non le vogliamo cedere a quelle forze politiche che vorrebbero che svendessimo la nostra cittadinanza. No, signori, la cittadinanza è un'eredità che ci siamo guadagnati, che si sono guadagnati i nostri nonni combattendo sul Carso, che si sono guadagnati i nostri padri col sudore, con i sacrifici, con il lavoro, giorno per giorno, e che si sono guadagnati il diritto di tramandarla ai propri figli. Questa è la nostra cittadinanza. E poi pensateci, ma se voi andaste in Arabia Saudita dopo 5 anni di scuola, sareste degli arabi? Io non credo proprio. E oltretutto non c'è neanche la reciprocità. Chi è che vi dà la cittadinanza? Il Marocco forse, se la chiedete? La Libia? Il Bangladesh? La Nigeria? No, non ve la concedono. E quindi non c'è motivo affinché noi la regaliamo agli altri. La cittadinanza ce la siamo guadagnata. È figlia di tutti quelli che hanno combattuto, di tutti quelli che si sono giurati fedeltà, di tutti quelli che hanno creduto in questa nostra patria e ce la teniamo insieme. E questa quindi è un proposito di lotta insieme. La prima lotta che facciamo oggi qua da Pontida, ma l'abbiamo cominciata in tutti i gazebo d'Italia, è quella di specificare, di esaltare un principio, che difendere la patria non può essere un reato. E siamo tutti qua quindi vicino a Matteo Salvini, che nei pieni poteri di ministro ha difeso i confini della patria, ha difeso l'Italia e grazie a delle forze politiche che in Parlamento lo hanno condannato ad un processo, noi oggi qua siamo pronti a difenderlo e io sono convinto che la magistratura saprà decretare la sua innocenza. E siamo qua per questo nuovo corso della Lega, una Lega
che è completa, che riunisce tutti quanti e che si basa sui principi di sovranità, di ricchezza, di tradizioni, di onore, una cosa che era quasi sparita dal panorama politico. E che qualcuno voleva sdoganare il detto la politica è l'arte del possibile, giustificando così quei voltagabbana che per un seggio o per un posto in Parlamento sono pronti a vendere il proprio onore al mercato. Non è così. Non è così. E voi siete qua a dimostrarlo. Noi siamo qua per difendere questi principi e lo faremo. E lo faremo anche perché oggi non è un giorno scelto a caso. Oggi, 450 anni fa, le flotte del mondo cristiano sconfiggevano a Lepanto gli ottomani, riportando la nostra Europa nelle nostre mani, riconsacrando per secoli la primazia dell'Europa nei confronti del resto del mondo. Questo siamo noi in Italia, questo siete voi della Lega e sono convinto che continueremo a lottare insieme. Io oggi sono qua, chi l'avrebbe detto 2 mesi fa, 3 mesi fa? Non li sentite questi signori? Tanto Vannacci se ne va, Vannacci prende il taxi, Vannacci usa la Lega come se fosse un pulmino. No signori, sono qua, io ancora ci credo nella parola data e nell'onore. Ancora ci credo. E andremo avanti tutti insieme e non ci fermeranno. E hanno paura perché il vento soffia in tutta Europa. Lo avete visto in Germania, lo avete visto in Francia, lo avete visto in Austria, lo avete visto in Repubblica Ceca e dal nord sta scendendo verso sud. Siamo qua tutti insieme e non molleremo di 1 millimetro. Evviva Pontida! Evviva il popolo della Lega! Grazie generale! Qui a Pontida oggi accogliamo ospiti internazionali. Tutti siamo accomunati dalla voglia di libertà, dall'amore per l'Occidente, dalla determinazione a difendere i confini. Pontida oggi fa sentire il suo calore in tutta questa Europa libera. Video. Un saluto a Ondrej Noket, capodelegazione capodelegazione europea di ANO. Welcome to Pontida. Good morning, ladies and gentlemen. Buongiorno Pontida. Signori, Absolutely buongiorno excited Pontida, to be here sono with you. emozionato It's amazing di essere qua con voi in questa Ho atmosfera acceso il microfono. fantastica, davvero grazie, Vediamo se- grazie. Vorrei esprimere... Pronto? Siamo sempre in diretta a Radio Libertà da Pontida. Allora, io non Dovremmo voglio avere- togliere tempo spazio. Buongiorno a tutti cari amici e amiche all'ascolto e caro Ecco, abbiamo Pierluigi e Lorenzo in regia. Giulio Cainarchi in diretta da Pontida. Ciao Giulio. Allora, buongiorno Pierluigi, buongiorno Lorenzo, buongiorno amiche e amici all'ascolto. Sono velocissimo perché stanno parlando di ospiti internazionali. Volevo solo segnalare rapidissimamente che abbiamo ascoltato un pezzo di socialismo reale, di laburismo per bocca del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ha ricordato di essere un figlio di lavoratori, un figlio del popolo e che farà pagare caro alle banche e alle grandi imprese. Un tocco di laburismo quasi socialista, diciamo così, Robin Hood a Pontida, da segnare certamente tra le cose memorabili della giornata. Buon ascolto ragazzi, adesso ci sono gli ospiti internazionali, è una roba importante. Grazie, a dopo.
per cui abbiamo creato insieme ad altri movimenti politici dei movimenti politici basati sulla famiglia. Patrioti d'Europa raccoglie tutte le forze politiche e vogliamo supportare le persone, gli individui, tutelarli da tanti rischi, dalla migrazione e anche tutelare l'economia. Sarà fondamentale che noi non consentiamo a Bruxelles di prendere ancora più potere. Non credete le persone che sono in commissione in Europa, loro non sanno quello che è importante per voi, siete voi che sapete quello che è importante per voi, siete voi che rispondete di quella che è la vostra vita, che sapete qual è la vostra lotta. È fondamentale, cruciale anche che noi supportiamo l'ambiente, ma non chiudendo le aziende in Italia, in Europa. No, assolutamente noi vogliamo conservare, tutelare i posti di lavoro. Ancora più importante, vogliamo lottare contro l'immigrazione clandestina. È impossibile che l'ex ministro degli interni rischi di avere una condanna di 6 anni per aver tutelato le sue persone, il suo paese. Impossibile. Vorrei esprimere tutto il mio supporto, il mio appoggio a Matteo Salvini per il movimento ANO della Repubblica Ceca. Noi siamo con Salvini, signore e signori. Viva Pontida! Viva Pontida! Viva Matteo Salvini! Viva Lega! Grazie! E ora il turno di Pat Mazinga, leader motoriste Sobe. Dear Mr. President Salvini, Matteo Salvini, distinguished guests, ladies gentilissimi and gentlemen, ospiti, signore e signori, I'm very grateful sono for the invitation molto to this grato important dell'invito gathering, che mi avete which fatto deals per with essere what is qui probably the in most questo serious incontro attack così on the importante security che si of occupa hundreds of dell'aspetto millions più of European importante di citizens, tutti, la sicurezza organized di mass migration. centinaia di milioni di cittadini europei rispetto alla migrazione illegale. I consider even more important to speak Ritengo here in support estremamente of one of the importante few parlare courageous qui fighters ed esprimere Europe il has mio in this field, sostegno per una Mr. delle Salvini. persone più coraggiose in Europa nel difendere i nostri When we take a principi, look at the Matteo mass Salvini. migration, Se consideriamo la migrazione di massa, when we take a look at mass migration, dicevo, se consideriamo la we can see migrazione di two massa, types of people vediamo che ci sono and due two tipi different di approaches. persone e anche due tipi di approcci On one diversi. hand, Da there una are parte leaders ci sono who leader value democracy and nation che states, hanno a cuore Leaders la democrazia e gli stati who are seriously nazionali, concerned about the leader security of a citizens, cui sta a cuore la sicurezza dei Leaders cittadini, who do not leader want the che traditions and non values vogliono on che le which Western tradizioni e i civilization is valori built alla base to be lost della in floods civiltà of occidentale immigrant si cultures. perdano per questa inondazione di culture d'altri I luoghi. think statues should be Io erected to these people. credo che dovremmo fare delle But statue sadly, a instead queste of that, persone, the current mainstream ma left and progressives la sinistra are mainstream engineering di adesso Kafkaesque non sta facendo human rights questo. trials against them. No, porta queste persone anzi in tribunale. The most visible and aggressive E si is the one tratta being brought anche against di Mr. mosse Salvini estremamente today. aggressive. Lo vediamo nei confronti di Matteo Salvini oggi.
Questo mi porta a parlare del secondo tipo di persone di cui voglio parlare. Le persone che hanno in odio la democrazia, le persone che non sanno che la democrazia può funzionare soltanto a livello di stati nazionali e quindi odiano gli stati nazionali, vogliono distruggerli, vogliono federalizzarli, vogliono dissolverli all'interno di qualcosa di artificiale, con un controllo unico, omogeneo, che venga applicato alla maggior parte dei paesi e dei cittadini, con un costrutto che non è liberale. E io lo chiamo Unione Europea, che è dominata dalla Commissione con la sua politica. Queste persone hanno capito che l'opposto dello Stato nazionale è una società multiculturale e questa è la ragione per cui vogliono perseguire i loro obiettivi. Eccoci in diretta dallo studio, in diretta da Pontida. Abbiamo il generale Vannacci con Giulio Cainarca. A loro la parola, prego. Grazie Pierluigi, buongiorno al generale Vannacci che è qui con noi, è appena venuto sul palco ed è qui da ieri, quindi io le voglio chiedere, che aria ha respirato qui in 2 giorni, generale? Intanto buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Qua Pontida è un'area magica perché ieri sera con i giovani abbiamo fatto nottata, come si suol dire, e ho potuto percepire l'entusiasmo, la determinazione, ma anche la gioia che è tipica delle giovani età, la gioia di perseguire questi principi, questi ideali nei quali noi tutti creiamo. E molto spesso i giovani vengono un poco denigrati, no? Viene detto che loro sono persone che non si dedicano alla vita del cittadino, che non si dedicano agli ideali, ma che sono molto opportunisti o che pure sono dei fannulloni. Ecco, non è vero nulla. Ieri qua a Pontida ho potuto vedere dei giovani convinti, dei giovani che credono in quello che fanno e anche dei giovani estremamente educati, perché nonostante fosse una festa giovanile, è stata una festa estremamente ordinata, dove tutti si sono potuti esprimere e dove tutti abbiamo potuto gioire di queste ore insieme. Oggi era invece la Pontida formale, la Pontida dove sono venuti i capi di Stato, dove era presente lo stesso presidente Orban, dove era presente il presidente dell'Olanda, dove erano presenti i ministri e tutte le espressioni governative e istituzionali della Lega. E anche oggi è stata una bellissima esperienza, intanto perché il luogo è particolare, è un luogo di un giuramento, è un luogo dove 850 anni fa i nostri predecessori si sono giurati fedeltà per respingere un'invasione. E quindi è un luogo di propositi, è un luogo di speranza, è un luogo che accende gli anni. E a vedere il popolo della Lega che acclamava quando ero sul palco, questo non ha fatto altro che confermare quello che io pensassi di questo stupendo pubblico che caratterizza questo partito. Mi viene da farle una domanda. Lei è entrato in politica formalmente relativamente da poco, no? Questa sua esperienza, compresa anche la Pontida che lei ci ha così ben descritto negli aspetti anche, diciamo così, emotivi, oltre che politici, ha cambiato il suo modo di rapportarsi alla politica? Cioè, vede la politica in una maniera diversa rispetto a come la vedeva prima, da cittadino, da generale, da rappresentante delle istituzioni, ma comunque da fuori, tra virgolette, fuori fino a un certo punto, però insomma non da esponente politico di primo piano. Ha cambiato il suo modo di concepire e vedere la politica? Certamente, intanto ci tengo a dire che nella mia esperienza precedente non è che me ne sia occupato molto di politica, anche perché mi sono dedicato anima e corpo alla difesa in armi della patria, quindi non ho avuto modo né tempo né possibilità di dedicarmi a questo bellissimo ambito che viene descritto come il più alto servizio per la patria, perché il politico questo fa, si mette a servizio dei propri elettori e non di chiunque. E questo è anche un concetto che è bello esprimere. Il politico ha un contratto con chi lo elegge, non ce l'ha con l'umanità intera, non ce l'ha col pianeta. Deve rappresentare gli interessi dei propri elettori. E da quando mi sono dedicato alla politica, molto recentemente, perché solamente pochi mesi da quando sono stato eletto alle elezioni europee, un mese prima che ho cominciato e ho deciso di dedicarmi
a questa nuova attività. Io invece faccio la politica come soggetto attivo di questo settore e quindi veramente mi sto cercando di vedere come si possa influire in maniera sostanziale sulla vita di tutti noi, mantenendo però la parola ai cittadini che mi hanno detto, che hanno voluto esprimere la loro preferenza su quella scheda. A loro faccio riferimento ed è per loro che mi batterò sia in sede europea ma anche qua in Italia affinché le loro istanze vengano portate avanti e vengano tradotte in qualche cosa di concreto. Le rubo ancora 2 minuti. Lei ha ricordato prima che Pontida è il luogo di un giuramento. Era il giuramento anche dei liberi comuni, no? Contro il Barbarossa. I comuni hanno nutrito anche quello spirito federalista che ha caratterizzato buona parte della storia della Lega. Il Pontida è stato anche sicuramente in chiave secessionista, in chiave autonomista, la Padania. Ecco, ora le epoche storiche mutano e cambiano. Il concetto di Tasso che lei ha richiamato non è che non esistesse, perché anche la Padania era una patria composta da tanti popoli. La sua valutazione su come Pontida sia cambiata e in quale direzione sta andando, questa istanza di libertà, di autonomia, di preservare appunto una libertà che era quella dei comuni, che era quella della Padania, e adesso cos'è? Ma guardi, io penso che questa differenza la si involga leggendo proprio la poesia del Berchet, no? Il giuramento di Pontida, l'ho citato, convenuti dal monte e dal piano cittadini di 20 città, no? Queste 20 città oggi sono diventate le 20 regioni d'Italia, perché ieri abbiamo visto i militanti che sono provenuti da tutte le regioni, da tutti gli angoli d'Italia. E il federalismo non è morto nella maniera più assoluta, perché quello che noi portiamo avanti, quello che promuoviamo come idea è che ognuno venga rappresentato in base alle proprie caratteristiche e peculiarità ed è l'esaltazione di queste caratteristiche che ci rendono un po' a ognuno unico nel proprio genere che porta alla fine la moltiplicazione esponenziale delle caratteristiche stesse. Se invece noi tentassimo di annacquarle, di diluirle, di ridurle al minimo comune denominatore, produrremmo un'Italia che sarebbe un contenitore nel quale tutti ci troviamo in qualche modo uniti, ma nessuno è rappresentato. Allora, la stessa filosofia noi la applichiamo all'Europa. L'Europa che deve essere l'Europa dei popoli, l'Europa delle nazioni, un'Europa che mantenga nell'ambito delle nazioni la sovranità propria di ogni popolo e che si esalti queste stesse caratteristiche nell'ambito di una comunità che si riconosce in determinati principi e in determinati ideali. Quindi la federazione, diciamo, l'aspetto federale che la Lega ha sempre portato avanti viene mantenuto, assolutamente. Viene mantenuto in tutte le regioni d'Italia, in tutti quelli che si riconoscono in quei principi ed ideali che la Lega sta portando. Grazie a Roberto Mannacci. Grazie a voi e buon pomeriggio. Buon a voi. Grazie. Allora, Pierluigi, ti ridò la linea, anzi ti ridiamo la diretta. Ecco, riprendiamo la diretta sempre da Pontida. Grazie Giulio, grazie per l'ultima intervista. Vorrei raccontare di un'Europa forte, un'Europa che pone confini e con essi protegge anche la sua identità e le sue radici. Un'Europa col coraggio di prendere decisioni chiare, come l'ha fatto Matteo Salvini, mettendo la sicurezza del suo paese al di sopra del proprio interesse e così diventando i valori di tutta l'Europa. Un'Europa sorretta da leader esemplari. Ma pensiamo oltre. Un'Europa piena di orgoglio e tradizione, dove sentiamo le melodie delle nostre nazioni per le strade, sia i vigorosi accordi delle chanson francesi, sia i versi affascinanti delle canzoni popolari italiane. E non penso solo a Gigi D'Agostino in questo contesto. In questa Europa dei miei desideri, i nostri figli potranno ancora passeggiare indisturbati per i vicoli pittoreschi di Budapest, oppure scattarsi un selfie davanti all'imponente Duomo di Cologna a Capodanno. Non vorrei dover dire alla prossima generazione di chiudere gli occhi di fronte a certe parti delle loro città, ormai tristemente note come aree inaccessibili, solo perché la politica ha chiuso gli occhi davanti a queste zone troppo a lungo, permettendo così che diventassero normalità.
Un principio che ci unisce tutti quanti è il coraggio di dare un nome a questi problemi dei nostri paesi. Alcuni di noi attualmente portano già il grande peso della responsabilità di trovare soluzioni per rendere giustizia alla fiducia del popolo. Negli ultimi anni ho potuto notare con tanta gioia che stiamo diventando sempre di più. In Italia, in Ungheria, Francia, Olanda e Germania, sì, anche in Austria. In tutta Europa lo spirito dei movimenti patriottici si sta risvegliando. Per alcuni ci vorrà ancora un po', ma il popolo sta reclamando Quando parla lui si sente? Dovremmo avere in collegamento Giovanni Sallusti. Pronto? Ah, con Pronto? il ministro Valditara. Eccoci, Prego. Pierluigi, ci sentite? Sì, io vi sento. Benissimo, anche noi. Siamo qui col ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara da Pontida, che è appena intervenuto, a cui volevo chiedere, allora, rispetto dei doveri e luogo di crescita anche per lo sviluppo del paese. Queste mi sembrano le cose che differenziano la scuola, secondo Valditara, secondo la Lega, da un'ottica di sinistra. È così? Ce lo vuole spiegare? Certo, tanto la responsabilità individuale che torna ad essere centrale. Ho detto chiaro, chi rompe paga, chi sbaglia giustamente deve pagare. Poi la cultura del rispetto verso la persona, rispetto verso i beni pubblici, rispetto verso i beni privati. Una rivoluzione culturale. Abbiamo iniziato a mettere al centro lo studente con una serie di riforme importanti. Per esempio, le famiglie possono chiedere la continuità didattica laddove il rapporto tra i docenti di sostegno e il figlio con disabilità è stato un ottimo rapporto, che ha funzionato. Poi l'iniziativa sull'educazione civica, che ha fatto valore al lavoro, alla proprietà privata, l'iniziativa economica privata. Noi, la società, la comunità devono contribuire a ricchezza, serve a la crescita felice. Non è assolutamente egualitario questo utilizzo della politica. Poi abbiamo iniziato a parlare di comunità locali che devono essere valorizzate, la nostra storia, la nostra identità, i nostri valori. Abbiamo rilanciato l'idea di patria contro l'internazionalismo che ha dimenticato, umiliato la patria. Insomma, è un'autentica rivoluzione per ridare un futuro ai nostri figli, per contribuire a far crescere le nostre comunità, i nostri territori e la nostra nazione. In chiusura le chiedo, che Pontida è questa? Perché ovviamente sullo sfondo c'è il caso Operaris, c'è la parola d'ordine di Pontida, non è reato difendere i confini. Ecco, qual è la particolarità di questa Pontida? Come l'ha vissuta lei? Una Pontida con straordinaria partecipazione, tantissima gente, tantissimo calore, attorno a Matteo Salvini che ha svolto un ruolo fondamentale nella difesa dei confini. Ricordo che quando lui è stato ministro dell'interno il numero di clandestini che sono sbarcati sulle coste italiane è stato al minimo storico e questo governo, sulla scia di quel percorso, sta facendo una politica particolarmente efficace per contrastare l'immigrazione clandestina. E io credo che anche il messaggio che qui si è lanciato di solidarietà a Matteo per quello che ha fatto per difendere la nostra nazione da barchi illegali sia un messaggio politicamente molto importante. Perfetto, Ministro, noi la ringraziamo molto. Da Pontida ci riaggiorniamo a breve, Pierluigi, con altri collegamenti. Grazie. Allora riprendiamo la diretta. Fatemi dire anche una cosa, fatemi ringraziare tutti i componenti di Radio Libertà in questo momento sul territorio, in questo caso Giulio Cainarca e Giovanni Sallusti, perché sono riusciti a catturare personaggi di primo piano all'impronta. Quindi
se qualcuno, per carità, qualcuno avrà magari voluto o vorrebbe sentire gli interventi, per carità, ma la priorità, noi siamo qui per fare giornalismo, non per fare solo propaganda, per fare prima di tutto giornalismo. Avere i microfoni di Radio Libertà, due personaggi del calibro di Vannacci e del ministro Valditara, è un bel colpo giornalistico. Quindi avviso ai naviganti che siate grati a Cainarca e Sallusti che vi hanno fatto sentire in diretta l'intervento di due personaggi di primo piano, e non aggiungo altro. Continuiamo dalla diretta dal palco. Rinnovato simbolo di resistenza e di speranza in tempi di nemici feroci. Speranza, sì, speranza di ricostruire insieme l'Europa che amiamo e che vogliamo. La speranza è che i nostri figli, italiani, austriaci, ungheresi, olandesi, francesi, portoghesi, greci e spagnoli, siano orgogliosi della patria dei loro genitori e non si sentano mai stranieri nella loro terra. Ma non illudiamoci. L'Europa sta attraversando uno dei momenti peggiori della sua storia, la crisi morale, la crisi dei valori, l'invasione islamista, l'attacco alle nostre famiglie, il furto dei frutti del vostro lavoro e della vostra fatica per il partito dei politici che hanno inventato fanatismi che ci condannano alla povertà. Di fronte a tutte queste crisi e sfide c'è solo una strada da percorrere: l'alleanza dei patrioti delle nazioni europee. La unità è essenziale. Una pietra da sola non ferma un torrente, ma la unione di molti è sempre riuscita a costruire diche di contenimento che salvano le persone dall'inondazione delle politiche che distruggono la nostra prosperità. Patrioti, abbiamo combattuto insieme a Lepanto, a Vienna e a Malta. Insieme abbiamo scoperto il nuovo mondo. Abbiamo combattuto insieme contro la tirannia nella terra di Maria e nella terra di San Giacomo, la tierra di Santiago, patrono di Pontida y patrón de Spagna. E abbiamo vinto e vinceremo, ma vinceremo solo se resteremo uniti, con le differenze che rendono grandi i paesi, nel rispetto della sovranità nazionale di ciascuno, ma con lo stesso obiettivo: ricostruire un'Europa di nazioni forti e orgogliosi, che lavorino insieme in libertà e che tornino a illuminare l'Occidente. Sì, l'Europa è sempre stata il faro d'Occidente, un faro che oggi è quasi spento. Rimane solo una debole luce, ma quella luce è sufficiente per raggiungerla, riaccenderla e trovare finalmente la strada di casa, la casa dei nostri padri. Patrioti, popolo della Lega, vi porto un messaggio da Vox, vi porto un messaggio a nome del popolo spagnolo. Adelante, adelante sin miedo a nada ni a nadie, avanti, avanti senza paura di niente e di nessuno. Viva l'Europa dei popoli, viva l'Europa delle nazioni forti, viva l'Europa dei patrioti. Grazie tante.
non solo Europa. Oggi a Pontida ci guardano da tutto il mondo, per esempio dal Brasile, di Jair Bolsonaro. Lo ricordiamo soprattutto per aver consentito l'arresto di un assassino come Cesare Battisti, che la sinistra ha coperto per troppi anni. Da questo prato parte un caloroso grazie per l'amicizia che ha dimostrato all'Italia. Quindi vediamo il messaggio del presidente del Brasile. Olá, prezado Matteo Salvini, Caro Jair Matteo Bolsonaro, Salvino, sono qui, que Jair acompanha a sua Bolsonaro. luta aí contra os imigrantes Vedo, ilegais. Aqui no ti Brasil, seguo lá nella atrás, lotta queriam contro i abrir as migranti portas, não deixei. clandestini. Nós Hanno aqui que cercato di devemos aprire ter le porte in consciência, Brasile, ma io non l'ho nos consentito. expomos Noi dobbiamo essere e decidimos. consapevoli e Ainda noi mais abbiamo ação como vocês, deciso tá? De di liderança. agire E e quem nella pode tua entrar na nossa posizione casa? É di quem nós governo autorizamos. anche tu Tenho devi certeza que o decidere povo che não siamo aceita isso. noi che Quem dobbiamo geralmente defende essa decidere chi bandeira é deve o pessoal de entrare a esquerda, casa que não tem nostra. qualquer Chi difende questa responsabilidade cosa do seu sono quelli di país, que sinistra, che non apenas hanno dizer nessuna sim para todo mundo, responsabilità até verso chegar ao verso poder il proprio absoluto. paese Depois eles e lo mudam de fanno ideia. così fino ad arrivare al Então, potere não assoluto a e poi dopo imigração magari cambiano ilegal. idea. Quindi Parabéns a você, no um abraço alla a todos os migrazione irmãos da clandestina. Itália. Quindi un Minha forte abbraccio a família tutti i é de fratelli Padova. d'Italia. Come Eu me sapete, la lembro mia também aqui, famiglia né? è di Lá atrás, Padova logo que e assumi a io mi presidência, ricordo che caiu nas minhas io mãos ho via ricevuto Bolívia dalla o Bolivia prezado Battisti, il aquela famoso figura, né? Battisti, quel Terrorista que assassinou terrorista 4 che ha irmãos nossos no ucciso passado aí, 4 que fratelli integravam nostri o PAC, e che facevano Proletários parte Armados del pelo PAC, il Comunismo. proletario armato per il Conversei comunismo. com Quindi o io ho presidente da parlato Bolívia col e ele presidente foi della Bolivia diretamente e lui aí, mi ha né, da aiutato, Itália. mi ha Chegando, ele aiutato confessou e os 4 quindi homicídios mi ha dele. aiutato a Então, portare deu boas far recordações. tornare in Tudo que Italia foi fazer Battisti, che poi ha Itália, eu fiz. confessato, Fui muito bem recebido confessato quando i 4 estive aí omicidi. visitando minha Quindi família tutto em quello che Padova. potevo fare per Repito, l'Italia l'ho Salvini, fatto. Quindi boa sorte. ripeto, Salvini, Que as in pessoas bocca al de bem, lupo os e che le conservadores persone de direita brave entendam cada vez mais di a sua destra causa e te capiscano la apoiem nostra azione e nessa ti diano briga il contra a sostegno, imigração ilegal. sostegno Basta ver outros necessario países da contro Europa. la Como é que migrazione está a situação clandestina. da Basta grande vedere massa altri de paesi imigrantes que d'Europa está esse país. invasi dai Na nossa migranti, casa la só entra situazione in quem cui nós si trova. desejamos. Ancora una E volta podemos ripeto, dizer, a casa nostra obviamente, deve entrare chi se tiver um vogliamo apoio da noi. população, do Quindi, parlamento, é outra história. Caso soprattutto contrário, adesso chi vamos trovi una lutar posizione di governo até devi lottare, quando for continuare a possível lottare. contra Quindi, essa per imigração combattere ilegal. Um l'immigrazione abraço a todos, clandestina. meus Quindi un amigos forte abbraccio e a meus tutti, parentes da Itália. amici e parenti italiani. Grazie. Grazie Bolsonaro! È un amico coraggioso, innamorato del suo Portogallo e con sempre più consensi. Benvenuto ad André Ventura, leader di Cega! Buongiorno Pontida. Havia muitos motivos para estarmos aqui hoje. Erano tanti motivi per venire qua oggi, Mas este faz mais sentido do que qualquer outro. però adesso citerò uno, il più importante tra tutti, Porque o nosso amigo, e cioè il nostro amico, o líder Matteo il Salvini, leader Matteo está a ser Salvini, perseguido aqui neste país. è perseguitato nel suo proprio paese E não está a ser perseguido por um e motivo non qualquer. è perseguitato per un motivo qualsiasi, Está a ser perseguido anzi è perseguitato per difendere a voi, per difendere le vostre frontiere, per difendere l'Europa dall'immigrazione clandestina. Está a ser perseguido È porque perseguitato perché ha creduto e acredita e continua a credere que este país tem che que ser questo protegido. paese deve essere protetto. Matteo Salvini não pode ser perseguido. non deve essere E perseguitato nós temos que o defender. e noi dobbiamo difenderlo. Todos. Tutti noi dobbiamo difenderlo.
Vários líderes europeus estão aqui hoje. Molti sono i leader europei presenti qui oggi. Portugal não podia faltar. Il Portogallo non poteva essere assente, non potevamo mancare, Porque também, como Itália, perché come l'Italia nós sofremos hoje aquilo que é a invasão noi soffriamo l'invasione massiva de imigrantes pelo nosso massiccia dei migranti nel nostro paese, nel nostro continente. Portanto, nós Quindi não noi precisamos de menos Matteo Salvini. noi non abbiamo bisogno di meno Matteo Salvini, anzi noi abbiamo bisogno di più Matteo Salvini in tutta l'Europa. Muitas vezes eles usam os exemplos dos nossos emigrantes, Tante volte citano gli esempi dei nostri migranti, portugueses e italianos, portoghesi, italiani, que tiveram que partir para che outras terras, sono partiti e sono andati in altre terre, como a América e as come, Américas. come le Americhe ad esempio. Mas há uma grande diferença. Ma c'è una differenza molto grande, É que portugueses e è che italianos, i portoghesi e gli italiani, quando chegavam quando à América, arrivavano nelle Americhe, iam procurar as fábricas para trabalhar, cercavano le fabbriche, cercavano di andare a lavorare, as terras para trabalhar, cercavano delle terre per lavorarci, não a segurança social para viver non nos cercavano nossos dei sussidi, cercavano sussidi sociali per vivere alle nostre spalle. E é essa Europa pela Ed è qual nós questa lutamos. l'Europa per la quale lottiamo. Nunca tivemos contra os Noi estrangeiros, non siamo mai stati contro gli stranieri, mai, mas não podemos però aceitar non possiamo accettare que os outros para cá che, venham che gli altri vengano para qua viver do nosso trabalho per e dos nossos vivere rendimentos. dal nostro lavoro e da quello che riusciamo a guadagnare. E também não podemos aceitar, E non possiamo accettare ugualmente e não podemos aceitar que outros venham che para altri nos dizer vengano como é que per nós dirci devemos viver, come dobbiamo vivere, como é que as mulheres come se le, devem vestir, come le donne devono vestirsi e que religião devemos e professar. che religioni dobbiamo avere. A nossa é uma Europa La cristã. nostra è un'Europa Nós cristiana orgulhamos-nos dessa e Europa abbiamo cristã. orgoglio di essere cristiani. Amici, amanhã fará Cari amici, domani ano sarà un anno que Israel foi che atacado Israele è stato attaccato por grupos islâmicos da radicais. gruppi islamici radicali. A esquerda europeia La sinistra europea prefere estar ao lado preferisce dos essere terroristas, al fianco dei terroristi, dos que não di valorizam quelli as che mulheres, non danno valore liberdade. alle donne e opprimono le libertà. Nós estamos com Israel. Noi e siamo continuaremos ao con lado de Israele e rimarremo di fianco a Israele in questa battaglia per i diritti umani e per la democrazia. Matteo Salvini, Matteo Salvini, tens aqui os teus amigos da Europa inteira. hai qui vicino a te tutti i tuoi amici di tutta l'Europa. Às vezes o futuro pode parecer difícil. Tante, Vocês sabem isso. tante volte il futuro ci può sembrare difficile, lo sapete bene, Mas o futuro da Europa però il está do futuro nosso lado. d'Europa è di fianco a noi. O destino e a storia Il destino e la storia sono al nostro fianco. em Portugal, em Itália, In Portogallo, in Hungria, Portogallo, Italia, Spagna, Ungheria, Olanda, Austria. a Europa está do nosso lado. L'Europa è dalla nostra parte A vitória e la será vittoria nossa. sarà nostra. A vitória será La vossa. vittoria A sarà vitória vostra, nossa, sarà vossa. nostra e vostra. Matteo Salvini, Matteo a Salvini, vitória será tua. Viva a Vincerai Liga. tu. Viva la Lega, Viva Itália. viva l'Italia Viva Matteo Salvini. e viva Matteo Salvini.
sono stati veri vincitori delle elezioni francesi. Hanno aumentato i voti, ma i giochi di palazzo li hanno tenuti lontani dal governo. Amici storici della Lega che vogliono cambiare la Francia e ci riusciranno. Grazie a Jordan Bardella. Caro Matteo, cari amici della Lega, non posso essere con voi oggi a Pontida. Abbiamo anche il nostro raduno di fine estate, ma non siamo molto lontani. Siamo a Nizza con Marine Le Pen e tutti i nostri amici per portare speranza alla Francia. Come forse sapete, dopo la grande vittoria del Rassemblement National alle elezioni europee di giugno, Emmanuel Macron ha pronunciato lo scioglimento dell'Assemblea nazionale. Dopo queste elezioni, ora formiamo il più grande gruppo del Parlamento francese con 126 deputati. Per impedirci di governare, Macron e la estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon ci sono alleati e sperano così di mantenere il potere il più a lungo possibile. Non funzionerà. La nostra crescita è fulminerà e la nostra vittoria arriverà. In Francia, ormai, niente può essere fatto senza il Rassemblement National. Lo abbiamo visto nei Paesi Bassi, in Austria, in Ungheria, in Francia e anche in Italia. In tutta Europa le persone si battono per la propria prosperità, sicurezza e identità. Saluto anche André Ventura, my friends, dal Portogallo che è tra voi. Matteo, voglio congratularmi con te per la tua azione, per i risultati che hai ottenuto e ribadire tutto il mio sostegno di fronte alle persecuzioni giudiziarie che stai subendo. Cari amici, Matteo è attaccato dalla sinistra perché ha fatto il suo lavoro e ha protetto i confini dell'Italia. Se un'inversione di valori sono queste ONG militanti di sinistra, complici dei trafficanti di migranti e di esseri umani che dovremo oggi sedere sul banco degli imputati, non Matteo. Al Parlamento europeo con il gruppo Patrioti ora rappresentiamo un gruppo potente, rispettato e ascoltato. Sono onorato di avere il nostro fianco i nostri storici amici della Lega, con i quali abbiamo costruito questa alleanza ormai diversi anni fa. Saluto anche il mio amico Geert Wilders, nostro alleato di lunga data, presente oggi con voi e lo congratulo per le sue recenti vittorie nei Paesi Bassi. Rivolgo anche i miei auguri di successo e il mio più profondo rispetto a Viktor Orbán, con il quale ora formiamo insieme la terza forza del Parlamento europeo. Grazie Viktor, merci Viktor, per il tuo coraggio. Ci ritroveremo con piacere tra pochi giorni a Bruxelles. Insieme continueremo a difendere i nostri valori occidentali e la nostra civiltà europea. Buon lavoro a tutti. Viva Matteo, viva la Lega, viva l'Italia et vive la France. Grazie Jordan!
È stata la sorpresa delle elezioni olandesi. Con coraggio ha sfidato l'estremismo islamico che dilaga in Europa. È un guerriero, è uno di noi, è al governo. Leader del PVV. Benvenuto a Geert Wilders! Cari amici della Lega, Buongiorno, it's great to be here. è fantastico essere qui, So many qui proud patriots. fra tanti orgogliosi patrioti. The flower of Italia and Lombardia. Ecco, si sente tutto l'entusiasmo dell'Italia e della Lombardia. And let me begin with a message to my good Vorrei friend Matteo iniziare Salvini. con un messaggio al mio caro amico Matteo Salvini. Matteo, mio amico, ti amo. Matteo, everyone in this field Matteo, love you. tutti quelli che sono qui riuniti ti vogliono bene. And know this, when E you are in court sappi next una week, cosa, quando sarai in tribunale la prossima settimana, you are our hero. sarai il nostro eroe. We stand with you. Siamo con te, Matteo. That's why we are here. Ecco perché siamo qui. Every one of us is here. Long live Ecco Matteo perché Salvini. tutti noi siamo qui. Viva Matteo Salvini. Follow your road, Matteo. Vai per la tua strada, Matteo. Segui il tuo corso. Segui la tua strada. We will never abandon you. You will Non never ti walk abbandoneremo mai. Non sarai mai solo. My friends, Amici, 9 centuries ago, 9 secoli fa, here on this hallowed ground of Pontida, qui proprio su questo sacro prato di Pontida, the city of Lombardy took an oath. la città di Lombardia ha fatto un giuramento. They vowed to stand side by side for fight for freedom. Hanno giurato di unirsi per combattere insieme la libertà. And today we take a new oath of Pontida. E oggi è il momento di fare un nuovo giuramento a Pontida. All the patriots of Europe will stand side by side Tutti by i your patrioti leader, europei Matteo Salvini. saranno a fianco del loro leader, Matteo Salvini. My friends, no one will stop us. Amici, nessuno ci fermerà. They stopped me. They tried to stop me in the Hanno Netherlands, fermato me, hanno cercato di fermarmi nei Paesi Bassi, but they failed, and now ma I am non ci stronger sono than ever. riusciti e adesso io sono più forte che mai. They tried to stop Matteo Salvini, Hanno cercato di fermare Matteo Salvini, but they will fail. ma non ci riusciranno. He will be stronger than ever. Sarà per questo più forte che mai. Your compatriot Thomas Santacchino Thomas Santacchino said that patriotism is a moral ha detto obligation, che il patriottismo è un obbligo morale, a virtue, una virtù, and Salvini is a virtuous man, e Salvini è un uomo virtuoso. and you are virtuous men and E women. voi siete donne e uomini virtuosi. And that is why we are defending our country against Ed è the per greatest questo threat che of our age. vogliamo difendere i nostri paesi contro la minaccia più grande di quest'epoca. The tsunami of illegal mass immigration, Lo tsunami dell'immigrazione clandestina di massa which makes us strangers in our own land. che ci rende stranieri a casa nostra. We will never accept that. Non avremmo mai pensato una cosa del genere. Our land is our home, Il nostro paese è casa nostra and we are proud of it. e ne siamo orgogliosi. Our civilization is the best of the La world, nostra civiltà è la migliore al mondo and we reject the self-hatred of the woke elite. e rifiutiamo l'odio che è insito nella parola elite. We are proud of our Judeo-Christian Siamo orgogliosi dei nostri valori cristiani.
Sosteniamo, supportiamo questi valori, li difendiamo. Siamo coraggiosi, siamo determinati. Siamo contro le politiche cosmopolite di coloro che vogliono portare via ai vari paesi le loro rispettive sovranità. Perché le nostre nazioni definiscono quello che siamo e noi vogliamo restare quello che siamo. Oggi, cari amici, il mio paese è il più grande paese al governo in Olanda e il nostro obiettivo è uguale al vostro. Vogliamo fermare una volta per tutte l'immigrazione clandestina, perché le nostre società non si stanno assumendo questa responsabilità, non possono portare questo peso. Non abbiamo abbastanza case per le nostre persone. Ci costa milioni di euro all'anno. Siamo sotto la costante minaccia del terrorismo a casa nostra. I tassi di criminalità sono in aumento. Ma vi dico una cosa. Non ci faremo mai dominare dal radicalismo islamico. Cari amici, il sole tornerà a brillare sull'Europa. Guardate l'Olanda, guardate l'Ungheria, il Belgio, l'Italia, la Germania, il Portogallo, la Svezia, la Francia, la Repubblica Ceca e poi domenica appunto l'Austria. Stiamo vincendo. I patrioti in Europa stanno andando meglio che mai prima. I tempi stanno cambiando. L'identità, la sovranità, la libertà. Non vogliamo più immigrazione clandestina. Cari amici, amo l'Italia. Vi conosco Matteo. Siete coraggiosi, non avete paura. Non vi arrenderete mai. Ricordate Lepanto. Domani, 7 ottobre. Ricordiamo la battaglia di Lepanto 1571. Le flotte europee hanno difeso l'Europa contro i turchi, contro l'islamizzazione. E domani, 7 ottobre, sarà anche un anno dall'attacco terroristico contro tante persone che è stato caratterizzato da violenze contro migliaia di persone. E in particolare fra queste c'erano 3 italiani. Non dimentichiamo mai le vittime. Non dimentichiamo mai gli ostaggi. Non dimentichiamo mai l'orrore. Noi siamo con Israele. Non li abbandoneremo mai. E ai nuovi venuti nei nostri paesi diciamo questo. Soprattutto quelli che approvano le atrocità di Hamas. Diciamo loro questa cosa, voce molto alta, molto chiaramente.
Non è questo il vostro posto. Go away and stay home. Non è questa casa vostra, tornate a casa. Cari amici, we are going to win. Cari amici, vinceremo. Our Dutch government is making the toughest Il immigration governo laws ever. olandese sta approvando le leggi contro l'immigrazione più rigorose che mai. We asked for an opt-out on immigration from the European Union. Abbiamo chiesto l'opzione di esclusione di opt-out dall'Unione Europea per quanto riguarda l'immigrazione. The Hungarian government of our friend and ally Il Viktor governo Orban ungherese dell'amico Orban vuole fare la stessa cosa, opzione di opt-out. Italy is sending illegal and criminal immigrants back home. L'Italia sta respingendo, rimandando a casa i clandestini. Sweden is restricting its asylum policy. La Svezia sta riducendo la sua politica per i richiedenti asilo. The Germans are stronger controlling their border. And I the French tedeschi stanno cominciando a controllare più rigorosamente le frontiere e i francesi si apprestano a fare la stessa cosa. winning the elections makes a difference. Vincere le elezioni fa la differenza After every election we get stronger. e con ogni elezione vinta diventiamo più forti. Fortes creantur fortibus. The heroes create the heroes. Gli eroi creano gli eroi And that is why we will win. ed ecco perché vinceremo. Like the brave soldiers at Lepanto. Così come è accaduto ai coraggiosi che hanno combattuto a Lepanto. Will be victorious. Avremo la vittoria. And my friends, you E cari amici, tu, anche Matteo Salvini, Viktor Orban, Viktor Orban every single one of you, e tutti voi, ognuno di voi, you are the heroes of Italy. siete gli eroi d'Italia. And it's an honor to È un stand onore essere qui con voi, side by side with all those brave Italians. essere qui fianco a fianco con tanti italiani coraggiosi. And I tell you, E vi dico una cosa, segui il tuo corso. segui il tuo corso, segui la tua strada. Noi siamo il futuro. Viva È l'uomo che terrorizza le sinistre e che vuole raddrizzare l'Europa. Ha definito eroe il nostro Matteo Salvini. Difende i confini, la famiglia, valori occidentali. Sul palco di Pontida, esordio assoluto, chiamiamo il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban! Vittorio, Vittor qua. Buongiorno
Popolo di Pontida, kedves barátaim! Cari amici, Magyarország üdvözletét hoztam önöknek és Salvini elnök úrnak. io ho portato con me il saluto dell'Ungheria a voi e al presidente Salvini. Magyarország üdvözli a szabadság olasz híveit, tisztelet a hazájukért harcoló olaszoknak és Salvini elnök úrnak. L'Ungheria saluta i fedeli sostenitori italiani della libertà e rispetto per gli italiani che combattono per il proprio paese, anche al presidente Salvini. Salvinit mi Magyarországon hősként ünnepeljük, mert lezárta a határokat és megvédte az olaszok otthonait. Noi festeggiamo in Ungheria Salvini come un eroe perché ha chiuso i confini e ha difeso le case degli italiani. Sőt, ő Európát is védte, és ezért kitüntetést érdemelne, nem pedig büntetőeljárást. Anzi, lui ha difeso anche l'Europa, per cui meriterebbe un'onorificenza e non procedimenti penali. Ami az önök pártja és Salvini ellen folyik, az szégyen. Quel che è in corso contro il vostro partito e contro Salvini è una vergogna. Baloldal szégyene, sőt egész Európa szégyene. È vergogna della sinistra, anzi, vergogna di tutta l'Europa. Salvini egy európai hazafi, vivat, vivat, vivat. Matteo Salvini è un patriota europeo. Vivat, vivat, vivat. Köszönöm a meghívást. Grazie dell'invito. Jó itt lenni önök között. Mi sento bene qui fra di voi. Olyan, mintha otthon È come lennék. se fossi in casa nostra, casa mia. Zöld, fehér és piros. Verde, bianco e rosso. Barátaim, éppen ma Magyarországon Nemzeti Emléknap van. Devo dire, amici, che in Ungheria proprio oggi c'è una giornata nazionale di lutto e di commemorazione Az 1848-as szabadságharc hőseinek emlékére. in memoria degli eroi della lotta di liberazione del 1848-49. Abban az időben az olasz és a magyar nép felkelt és fegyverrel harcolt az idegen uralom ellen. In quegli anni il popolo italiano e l'ungherese erano insorti e con le armi nelle mani avevano lottato contro lo strapotere straniero. A szabadság ott lüktet mindkét nép vérében. La libertà è insita nel sangue di ambedue i popoli. Az olaszok és a magyarok két szabadságharcos nép, és mi az ő örököseik vagyunk. Gli italiani e gli ungheresi sono due popoli che lottano sempre per la libertà e noi siamo i loro eredi. Sohasem adjuk meg magunkat, sohasem adjuk fel a szabadságunkat, és sohasem engedjük át az országunkat idegeneknek. Mai ci arrendiamo, mai rinunceremo alla nostra libertà e mai cediamo i nostri paesi agli stranieri. Nem adjuk oda se a brüsszeli bürokratáknak, se a globális pénzhatalmaknak, se a migránsoknak. Non cediamo i nostri paesi né ai burocrati di Bruxelles né alle potenze finanziarie globali né ai migranti. Olaszország az olaszoké, Magyarország a magyaroké. L'Italia è degli italiani, l'Ungheria è degli ungheresi. Maria. Olaszország nagyobb és gazdagabb ország, mint Magyarország. L'Italia è un paese più grande e più ricco dell'Ungheria. Mi csak 10 milliónyian vagyunk, Noi siamo soltanto in 10 milioni, noi altri ungheresi. és a kommunisták és a szovjet megszállók elvettek 45 évet az életünkből. E i comunisti e gli invasori sovietici ci avevano tolto 45 anni dalla nostra vita. Önök most mégis meghívtak ide. Eppure voi mi avete invitato qua, venite qua. De mit is adhatok én önöknek? Ma cosa mai potrei darvi io a voi? Egy dolgot adhatok. Una cosa sicuramente.
elmondhatom a tapasztalataimat, posso raccontarvi le mie esperienze és beszélhetek a magyar példáról. e posso parlare dell'esempio magiaro. Barátaim, ma Európát elárasztja a baloldali politika tengere. Amici miei, oggi come oggi l'Europa è invasa dal mare della politica di sinistra. A baloldali hegemónia óceánján élünk. Stiamo vivendo sull'oceano dell'egemonia di sinistra. De Magyarország egy sziget, Ma l'Ungheria è un'isola, egy különleges sziget, un'isola particolare. Isola della Differenza, amely 14 éve harcol a nemzetközi baloldal E ellen. quest'isola della differenza sta combattendo da 14 anni contro la sinistra internazionale. Sikeresen harcolunk. E noi combattiamo con successo. A magyarok küldetése az ma, hogy bebizonyítsa, hogy a baloldal legyőzhető. Mi 5-ször győztük le őket. La missione dell'Ungheria in Europa è quella di dimostrare che la sinistra può essere sconfitta. Noi l'abbiamo sconfitto ben 5 volte consecutive. Magyarország bebizonyította, hogy a patrióták sikeresen tudnak kormányozni. L'Ungheria ha dimostrato anche il fatto che i patrioti riescono a governare il proprio paese con successo. Mi sikeresebben kormányozunk, mint a baloldal. Noi governiamo molto meglio che non la sinistra. A patrióták sikeresebben kormányoznak, mint a nemzetközi baloldal. E i patrioti europei governano con maggiore successo che la sinistra internazionale. Nálunk ma teljes foglalkoztatás van. Oggi in Ungheria c'è l'occupazione piena. Az adókat csökkentjük, a béreket növeljük. Abbassiamo le tasse, aumentiamo le paghe, i A salari. vállalkozókat segítjük, a családokat megvédjük. Gli imprenditori vengono da noi aiutati e le famiglie vengono anche sostenute e difese da Nem noi. engedjük, hogy viccet csináljanak a házasságból. Non permettiamo che il matrimonio sia una specie di Nem barzelletta engedjük, hogy bohócokat csináljanak a családjukat szerető emberekből. e non permettiamo che alcuni riducano a semplici pagliacci alle persone che vogliono bene alla propria famiglia. Családok nélkül nincs jövő. Senza famiglia non c'è futuro. A magyar alkotmány azt mondja, La Costituzione ungherese dice, a házasság egy férfi és egy nő. dice che il matrimonio è fatto da un uomo e da una donna. És azt is mondja, hogy az apa férfi, az anya nő. E la Costituzione aggiunge anche un'altra frase, dice che il padre è uomo e la madre è donna. És ez így lesz akkor is, ha a nemzetközi baloldal a feje tetejére áll. E questo sarà e rimane così anche se la sinistra internazionale fa tutto il possibile per mettersi contro, se fa delle scenate. Magyarországon a bűnözést letörtük, és a bűnözőket bezártuk. Noi in Ungheria la criminalità l'abbiamo sconfitta e i criminali li abbiamo messi in prigione. Az én hazám Európa legbiztonságosabb országa. Oggi l'Ungheria è il paese più sicuro d'Europa. De a legfontosabb példa, amit adhatok önöknek, az a migráció ellenes politika. Ma l'esempio più importante con cui oggi posso servirvi è la nostra politica contro la migrazione. Mi nem engedjük be az illegális migránsokat. Noi non facciamo entrare Mi i megvédjük a migranti határokat. illegali, noi difendiamo i confini. A határ engedély nélküli átlépése bűncselekmény. Varcare un confine senza un permesso è un reato. Csak az jöhet be, akinek engedélyt adunk. Può entrare nel nostro paese soltanto chi dispone del nostro permesso És az engedélyt a határokon kívül kell megvárni. e chi vuole entrare deve aspettare questo permesso oltre ai nostri confini. Magyarországon a migránsok száma 0. In Ungheria il numero dei migranti è 0. Mi nem adjuk át az országunkat,
Noi non diamo in mano altrui il nostro paese. Nem engedjük, hogy megváltoztassák a kultúránkat. Non permettiamo che venga cambiata la nostra cultura. Magyarország a mi otthonunk, és otthon akarjuk benne érezni magunkat. L'Ungheria è casa nostra e noi in questa casa vogliamo sentirci in casa, di casa. De az európai baloldal és a brüsszeli bürokraták ma együtt büntetik Magyarországot. Ma la sinistra europea e i burocrati di Bruxelles insieme puniscono l'Ungheria. 200 millió eurót kellett eddig fizetnünk, Abbiamo dovuto sborsare 200 milioni di euro és finora minden nap 1 millió eurót fizetünk, mert nem engedjük be a migránsokat. e ogni giorno 1 milione di euro, giorno per giorno, 1 milione, perché non facciamo entrare i migranti. Azért büntettek a brüsszeliek, mert nem engedjük be a migránsokat, mert védjük Európát. Ci puniscono perché noi non facciamo entrare i migranti illegali e perché difendiamo l'Europa. Ez szégyen, ez Brüsszel szégyene. Questa è una vergogna, la vergogna di Bruxelles. De tudjátok mit? Guarda che ci- Ma sapete cosa vi dico? Ha tovább büntetnek bennünket, akkor a migránsokat Budapestről Brüsszelbe fogjuk szállítani, és letesszük őket a brüsszeli hivatalok elé. Se continueranno a punirci, noi i migranti li trasporteremo da Budapest a Bruxelles e li deponiamo. Ha migránsokat akarnak, meg fogják kapni. E li deponiamo davanti agli uffici dei brusseliti, dei Bruxelles. Se vogliono i migranti, che se le tengano. Barátaim, Olaszország erős, nagy és gazdag ország. Amici cari, l'Italia è un paese grande, forte e ricco. Ha mi meg tudtuk csinálni, ti is meg tudjátok. Se noi ungheresi siamo riusciti a farcela, anche voi ce la Ne farete. higgyétek, hogy ez lehetetlen. Non credete che Ez questa sia una cosa lehetséges, mi magyarok impossibile. vagyunk az élő példa. Questo sì che è possibile, possibilissimo. Noi ungheresi siamo l'esempio vivente. Legyetek elszántak, bátrak, és kövessétek az olyan nagyszerű vezetőket, mint Matteo Salvini. Siate decisi e coraggiosi e seguite i vostri ottimi leader come anche Matteo Salvini. Barátaim, barátaim, van még egy oka, hogy eljöttem hozzátok. Amici, c'è anche un altro motivo per cui io sono venuto a far visita a voi, Még egy dologról szeretnék perché beszélni. vorrei parlare ancora di un'altra cosa, Ez pedig a mi közös Európánk. della nostra Europa comune. Baj van. Siamo nei guai, A mi Európánk bajban o van. meglio la nostra Europa si trova nei guai. Európa ma rosszabb hely, mint 10 évvel ezelőtt volt. Europa è un posto peggiore di come non sia stato prima. 10 anni fa era diversa ancora. Veszélyesebbé váltak az utcák. Le nostre strade sono diventate più pericolose. Migránsok tartják félelemben a békés európai embereket. Ci sono dei migranti che incuotono paura nella gente pacifica europea. Nem tisztelik a törvényeinket és a rendőreinket sem. Questi migranti non rispettano la legge e neanche i nostri poliziotti. Mi aggódunk a gyerekeink jövője miatt. Noi ci preoccupiamo per il futuro dei nostri figli. Félünk belegondolni, milyen lesz az élet 10-20 év múlva. Fa paura pensare come sarà la vita fra 10-20 anni. Az Európai Uniót a béke érdekében hozták létre. L'Unione Europea era stata creata per la pace, De Európában ma háború van, ukrán-orosz háború, ma l'Europa oggi, in Europa c'è una guerra, la guerra ucraina-russa, és Brüsszel a béke helyett háborúzó féllé vált. e Bruxelles, anziché scegliere la pace, è divenuta parte belligerante. És közben a bürokraták tönkreteszik az európai gazdaságot.
E intanto i burocrati di Bruxelles rovinano l'economia europea. Az európai emberek egyre nehezebben tartják el a családjukat. Le persone europee sempre con maggiori difficoltà mantengono le proprie Az famiglie. európai cégek egyre nehezebben maradnak talpon. Le ditte europee fanno fatica a restare in piedi. Az európai baloldal mindent elrontott. La sinistra europea ha fatto fallire tutto, ha rovinato tutto. A brüsszeli bürokraták nem az európai emberek érdekét szolgálják, hanem a sajátjukat. I burocrati di Bruxelles non servono gli interessi delle persone europee, ma gli interessi propri di loro. Ha ez így megy tovább, erre rámegy az Európai Unió és Európa jövője is. Se questo andrà avanti così, sarà la rovina dell'Unione Europea e anche il futuro dell'intera Europa. Barátaim, és közben az Európai Parlamentben a patrióták képviselőit megfosztják a jogaiktól. E pensate un po', cari amici, che intanto nel Parlamento Europeo i rappresentanti dei patrioti vengono privati Brüsszelben üldözik a hazaszerető embereket, a szuverenistákat és a patriótákat. Bruxelles vengono perseguitati i patrioti, i rappresentanti, i sovranisti, coloro che la pensano come noi. Sőt, Brüsszelből pénzt küldenek a hazafiak ellen harcoló baloldaliak. Anzi, da Bruxelles proprio vengono inviati dei soldi alla sinistra che cerca di combatterci. Bár a mi szívünkben Magyarország és Olaszország az első, nem fordíthatunk hátat Brüsszelnek. Nonostante nei nostri cuori l'Ungheria e l'Italia si trova al primo posto, noi non possiamo volgere le nostre spalle a Bruxelles. Ha Brüsszelt átengedjük a baloldalnak, meg fogják buktatni a patrióták nemzeti kormányait, ahogy Lengyelországgal is tették. Se noi cediamo a Bruxelles, se noi cediamo tutto a Bruxelles, Bruxelles farà cadere tutti i governi nazionali dei patrioti, come avevano fatto anche con la Polonia. Ezért Brüsszelből nem kivonulni kell, hanem bevonulni. Per cui noi non è che non dobbiamo uscire da Bruxelles, ma entrare di forza. Brüsszelt el kell foglalni. Bruxelles deve essere occupata. Brüsszelt vissza kell venni a bürokratáktól, és oda kell adni az európai embereknek. Bruxelles deve essere ripreso, tolto ai burocrati e bisogna ridarla alla gente europea. Ahogy a régi lombard olaszok itt Pontida városában elhatározták, úgy kell tennünk nekünk is. Come i Lombardi di vecchi tempi avevano deciso qui a Pontida, così noi dobbiamo fare anche adesso. Össze kell fognunk. Dobbiamo darci la mano. Az első lépést megtettük Olaszországban jobboldali kormány alakult. Il primo passo l'abbiamo compiuto. In Italia è stato formato un governo di destra. A második lépést megtettük, Wilders győzött Hollandiában. Abbiamo fatto anche il secondo passo. Wilders ha vinto in Olanda. A harmadik lépést megtettük, Kickl győzött Ausztriában. Pure il terzo passo è fatto. Herbert Kickl ha vinto in Austria. A negyedik lépést megtettük, Babiš győzött a cseh szenátusi választáson. Pure il quarto passo è stato compiuto. Babiš aveva vinto alle elezioni per il Senato in Cechia. Az ötödik lépést megtettük, megalakítottuk a patrióták csoportját. Abbiamo fatto anche il quinto passo perché abbiamo fondato il gruppo dei patrioti. Ez már a harmadik legnagyobb csoport az Európai Parlamentben. Che è il terzo gruppo in ordine di grandezza nel Parlamento europeo. Most meg kell magunkat erősíteni, és tovább mennünk a jobb oldal európai egyesítésének útján. Noi dobbiamo adesso rafforzare il Partito Europeo dei Patrioti e dobbiamo andare avanti sulla strada dell'unificazione della destra europea. Barátaim, nincs megállás. Non si può fermare. A küzdelem végén majd megfordul Párizs. Al termine della lotta, Parigi tornerà indietro. Visszavesszük Varsót. Riprenderemo Varsavia. És mi leszünk Európa legnagyobb politikai ereje. E saremo noi la forza politica maggiore di tutta l'Europa. Akkor kézbe vesszük a brüsszeli politikát, és újra nagyjá, erőssé, gazdaggá és szabaddá tesszük Európát. Riprenderemo allora in mano la politica di Bruxelles e renderemo l'Europa di nuovo grande, forte, sicura, ricca e libera. Mi patrióták ezt meg tudjuk csinálni. Noi patrioti saremo
in grado di farlo. Éljen Olaszország, éljen Magyarország! Viva l'Italia e viva l'Ungheria! Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Lega! Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Perché difendere i confini e l'onore del Pontida! È arrivato il momento più atteso. Facciamo sentire tutto il nostro calore al capitano, all'uomo che ha preso per mano tutti noi. Col suo impegno un esempio di coraggio, forza e determinazione. Per aver difeso l'Italia rischia la galera. È l'incubo della sinistra. Tra poche settimane a Palermo i giudici stabiliranno se va condannato per aver chiuso i confini rispettando la promessa elettorale. L'Italia gli ha fatto sentire il proprio sostegno con decine di migliaia di firme di solidarietà in pochi giorni. Ma ricordiamo Ezra Pound. Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui. E lui vale moltissimo. Il popolo di Pontida, nel ricordo glorioso di Lepanto, abbraccia il suo condottiero. Tutti insieme. Matteo! Matteo! Matteo Salvini! Grazie. 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 Facciamolo sentire sottovoce. Vediamo se dal vostro cuore, prima ancora che dalla vostra testa, arriva la risposta. Noi non molliamo. 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 Grazie per essere qui, grazie alla grande Lega, grazie agli amici arrivati da tutta Europa. Lega storia di coraggio, di visione, di coerenza. Lega nata 40 anni fa per dare voce a forza ai territori, alle culture e alle identità, contro ogni ingiustizia, contro ogni sopruso, contro ogni violenza,
per dare coesione sociale e speranza ai nostri popoli. Lega Storia di Coerenza, e dal Prato di Pontida un eterno grazie a Umberto Bossi e a Roberto Maroni per averci accompagnato fino a qua. Dai soli delle Alpi, dalle bandiere delle leghe regionali, al Va Pensiero, per cui mi batte ancora il cuore, al Monviso, al Po, a Venezia, all'autonomia che dopo 30 anni di battaglie è realtà e legge dello Stato. Indietro non si torna. E oggi è straordinario vedere fianco a fianco veneti e campani, lombardi e toscani, piemontesi e siciliani, uniti. Solo forti e uniti si vince. Proveranno a dividerci, proveranno a impaurirci, non ci riusciranno. L'autonomia è futuro, è efficienza, è merito, è sfida, è una grande opportunità per i giovani di tutta Italia, da nord a sud. Gli unici che hanno paura dell'autonomia sono i politici di sinistra incapaci che rubano voti e fiducia ai loro popoli da 50 anni. La presenza della Lega al governo è garanzia, e ringrazio i ministri, ringrazio i governatori, ringrazio, e non sono sul palco ma sono sul prato uno per uno, e fategli un grande applauso perché sono la nostra spina dorsale. Ringrazio i sindaci della Lega, 500 sindaci, gli amministratori locali, assessori e consiglieri di grandi e piccole città. L'ha detto il ministro Giorgetti, la Lega al governo è garanzia che noi guardiamo soprattutto agli italiani che hanno bisogno. Il nostro obiettivo in questa e nelle prossime leggi di bilancio è aumentare gli stipendi ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti e abbassare le tasse alle partite IVA. Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i banchieri e non gli operai. Il governo è compatto, è un governo di amici prima ancora che di alleati. Ogni tanto discutiamo, come accade in tutte le famiglie, ma poi si trova sempre la soluzione. Questa è una giornata di speranza, di gioia. Le immagini di ieri che arrivano dalle strade di Roma con decine di poliziotti e di carabinieri feriti per degli pseudo-pacifisti mi rendono ancora più orgoglioso che da 36 anni decine di migliaia di persone vengono a Pontida e poliziotti e carabinieri sono in mezzo a noi col sorriso perché sanno che sono a casa loro. Evviva le forze dell'ordine, evviva le divise. Chi non ha paura non deve temere. Ovviamente quella sinistra che parla di pace, finanzia la guerra, parla di diritti e si dimentica dei doveri. Noi riteniamo un dovere tornare a rispettare gli insegnanti che fanno un lavoro prezioso nelle classi con i nostri figli e vogliamo tutelare il diritto a uscire tranquilli di casa la sera. Abbiamo il dovere, lo diceva anche l'amico Victor, a proposito, sono arrivati di loro spontanea volontà da tutta Europa. Fate un applauso che si sente in tutte le lingue agli ospiti stranieri che sono venuti fin qua. Grazie, grazie fratelli, grazie sorelle. Mi date e ci date forza, mi date e ci date coraggio. Non siamo soli in questa battaglia di speranza, di giustizia e di libertà. Abbiamo il dovere di difendere imprenditori e agricoltori italiani il cui lavoro è messo a rischio dagli ecoterroristi di Bruxelles che vorrebbero chiudere le fattorie e le fabbriche per fare un favore magari ai turchi, ai cinesi
e alle multinazionali. Noi siamo qua per difendere il lavoro e la fatica europee ed italiane. Se ripenso al 2013, quando a Torino mi eleggeste segretario della Lega, e vi ringrazio perché per me sono stati 10 anni emozionanti, fatti di vittorie e di sconfitte, di gioie e di dolori, ma siamo qua e saremo qua ancora per i prossimi 40 anni. È la parola che vi do. Quanta strada abbiamo fatto da quel 2013? In quel 2013 l'autonomia sembrava lontana. La storia di coerenza della Lega in questi 40 anni, abbiamo cambiato la tattica, il modo di arrivare all'obiettivo finale che rimane comune: dare libertà, dare certezza, dare sicurezza e dare ricchezza ai nostri cittadini. Ci abbiamo provato con l'indipendenza, con la secessione, col devolution, col federalismo fiscale, e dopo 30 anni, e ringrazio chi non ha mai mollato, e non ricordo neanche i pochi che hanno mollato in cambio di una poltrona, e non ci sono 1000 poltrone che fanno a cambio dell'onore, che fanno a cambio del guardarsi allo specchio la mattina e guardarsi negli occhi e guardare negli occhi voi, che siete un popolo invincibile e straordinario. La forza della Lega siete voi. Grazie per questa ricchezza. In quel 2013 eravamo quasi da soli in Europa, e guardate il palco di oggi. Certo, a leggere qualche giornale di sinistra, oggi c'era a Pontida il raduno dei bad guys, degli estremisti, dei personaggi che odiano. Questa è la migliore risposta. Abbiamo parlato di progetti, di visione, di futuro, di studenti, di famiglia, contro l'unico estremismo che rimane, che ha due volti: l'estremismo che guarda solo al denaro e al guadagno, e l'estremismo islamico che è il cancro della terra nel 2024, e dobbiamo fare di tutto per estirparlo con buonsenso, il buonsenso che guida i nostri sindaci in ufficio domani mattina, i nostri governatori, i nostri parlamentari, i nostri ministri, i nostri elettori. Grazie, perché nelle scorse settimane non avete solo firmato, avete fatto anche migliaia di tessere che ci portano a crescere sempre di più. Una Lega che cresce, che abbraccia, che include, che ha ben chiaro in testa qual è il nostro obiettivo finale. L'hanno detto i patrioti prima di me: la pace. L'Europa è nata per garantire la pace, e guardiamoci intorno. Domani è il 7 ottobre e ci sono, ahimè, 2 7 ottobre che vanno ricordati entrambi. Il 7 ottobre dell'anno scorso, la più grande strage di civili ebrei dopo Hitler e il nazismo. Mai dimenticare i volti di quelle ragazze, di quelle mamme, di quei bambini. Il terrorismo islamico non è solo dall'altra parte del mondo, è anche in casa nostra. Guardate a quel ragazzo che teoricamente era ben inserito qua vicino a Bergamo, arrestato pochi giorni fa perché voleva uccidere. E quindi lo dico col massimo rispetto, e ogni forza politica è giusto che porti avanti le sue battaglie. Lo dicevo ai colleghi e fratelli stranieri: l'Italia oggi è il paese che con la nostra legge concede più cittadinanze ai cittadini stranieri. Chiarisco, guardando quella splendida bandiera dell'Aquila, quella splendida bandiera dell'Albania che sventola Pontida, donne e uomini che arrivano da lontano e sono dotate di rispetto e di buona volontà, sono nostri fratelli e nostre sorelle.
Il problema non è e non sarà mai il colore della pelle e dove il buon Dio ti ha fatto nascere. Venite avanti, amiche e amici, che avete voglia di costruirvi una casa, un futuro e un destino in un'Italia che è il paese più generoso del mondo. Però la ricetta per i prossimi anni non è concedere più cittadinanze o regalarle più velocemente. L'idea della Lega è di ringraziare ragazze e ragazzi che sono arrivati da lontano e sono qua perfettamente integrate, ma la priorità per la Lega e per l'Italia dovrà essere semmai quella di poter revocare la cittadinanza agli stranieri che delinquono in casa vostra. La cittadinanza è un atto di fede, la cittadinanza è il secondo mazzo di chiavi di casa vostra. E se tradisci questa fiducia e se ti spalanchiamo le porte di casa, garantendoti la scuola, la sanità, la previdenza e l'assistenza, e poi spacci, stupri, rapini o uccidi, la soluzione è solo una: via la cittadinanza e torna al tuo paese. Non abbiamo bisogno di altri delinquenti, ne abbiamo già abbastanza in Italia. Oggi qua nasce un'alleanza di popoli che ci tiene alla convivenza pacifica dei popoli e ci tiene alla pace. Come dicevo, 7 ottobre, domani, tanti anni fa, 1571, la Lega Santa, voluta dal Santo Padre, che aveva insieme la Serenissima Repubblica di Venezia, l'impero spagnolo col regno di Napoli, di Sicilia e della Sardegna, austriaci, genovesi, toscani, emiliani, sconfisse l'impero ottomano, seppur in minoranza, fermarono l'avanzata islamica con cuore e coraggio. L'abbiamo fatto allora, lo faremo ancora oggi. E anche oggi, rischiando ciascuno di noi sulla nostra pelle, comunisti, globalisti, sorosiani, terrapiattisti, più europeisti, chiacchierano. Noi lavoriamo e facciamo. Oggi avete sentito parlare Geert Wilders, sotto scorta da anni perché minacciato di morte dagli estremisti islamici. Avete sentito parlare Viktor Orban, sotto scorta e sotto attacco dei Soros e dei cultori del pensiero unico e della cancellazione delle culture. Mai permetteremo che ai nostri figli di 5 o 6 anni vengano impartite dottrine gender o abomini di questo genere. Evviva la libertà di vita, di scelta e di amore di ragazze e ragazzi liberi dall'indottrinamento. Marine Le Pen, che ci saluta da Nizza, è sotto processo. Donald Trump, poche settimane addietro, è stato salvato solo dalla mano del Signore da un proiettile assassino e sarà fondamentale, ed è il mio auspicio e l'auspicio del popolo di Pontida, che liberamente gli americani il prossimo 5 novembre scelgano il futuro, scelgano la pace, scelgano la libertà, scelgano i repubblicani e Donald Trump. Vado a chiudere perché siamo andati un pochino lunghi, ma parlare di fronte a questo popolo sterminato è sempre un'emozione. So che ci sono i pullman che vi aspettano. Lo ricordo agli amici giornalisti, su questo prato c'è gente che non è pagata per arrivare qua, ma che ha pagato di tasca propria da tutta Italia
per scrivere una pagina di storia, altri vanno nelle piazze a pagamento. Noi siamo qua perché ci crediamo. Grazie ai militanti, grazie a voi. Grazie ai fratelli della Lega nel mondo, grazie a chi ha fatto 1000 chilometri per essere arrivati qua, grazie ai giovani della Lega, bontà loro che hanno il fisico, che stanotte hanno dormito in tenda. Siete il futuro, ragazzi, non mollate mai, non abbiate mai paura di niente e di nessuno. Fatevi avanti, fate vedere i vostri sorrisi, la vostra grinta, la vostra determinazione. Chiudo con un piccolo particolare. Mai mi sarei aspettato, quando feci la tessera della Lega frequentando il liceo classico Alessandro Manzoni di Milano nel 90, che un giorno sarei andato in tribunale da imputato. Sono sotto processo, è vero. Sono preoccupato? No, non sono assolutamente preoccupato. Sono al massimo indignato, sorpreso da gente che tradisce, da gente che non ha onore, da gente che non ha dignità, da gente che scappa. Io sono abituato a non dare mai la colpa a chi sta vicino a me, ma è sempre una mia responsabilità quello che faccio quando mi alzo la mattina. Io non sopporto quelli che scappano, quelli che fuggono, quelli che rinnegano. Però sapete che cosa mi dà forza? Mi dà forza sapere che in quell'aula di tribunale, fra pochi giorni, nel corrente mese di ottobre, e ricordo a me stesso e ai fini analisti politici che qualora ci fosse un giudice, non penso sarà così, però siamo in democrazia, qualora ci fosse un giudice che approvasse la condanna a 6 anni di carcere in terzo grado di giudizio, 6 anni di carcere non ti portano a una multa o ai lavori socialmente utili, 6 anni di carcere ti portano in prigione, ma anche nella sciagurata ipotesi che alla fine la giustizia italiana dovesse decidere questo, io varcherei le porte di quel carcere a testa alta. Processano una persona che ha fatto il suo dovere, non possono processare un intero popolo. Possono arrestare una persona che ha difeso l'Italia e gli italiani, non possono arrestare un intero popolo. Anzi, non possono fermare la santa alleanza dei popoli europei che oggi nasce da Pontida. Vi voglio bene e vi do la mia parola d'onore che io non mollo e non mollerò mai, per voi e per i nostri figli. Grazie, 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 grazie. Noi non molliamo, noi non molliamo, noi non molliamo, noi non molliamo, noi non molliamo. Grazie.
Sempre in diretta abbiamo in collegamento Giulio Cainarca e Giovanni Sallusti. A loro la parola per il loro editoriale sulla giornata di cui abbiamo dato conto da Pontida. Non so chi vuole cominciare. Ciao, Luigi. Ciao, prego, a voi la parola. Grazie a te Lorenzo in regia e in studio e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Spero che riusciate a sentire perché la musica è molto alta. Stavo pensando, poi non so cosa ne pensa anche Giovanni, che diciamo forse ne ha viste un po' meno di politica, diciamo, dal vivo. Però stavo pensando che questo è l'unico appuntamento politico che è rimasto un appuntamento di popolo presso tutti i grandi partiti italiani. È una tradizione, ne parlavamo prima con il generale Vagnacci, che ha attraversato proprio, non voglio scomodare i secoli perché non è la politica del Barbarossa, però da quando è nata 30 anni fa ha attraversato tutta una lunghissima stagione di politica italiana con le sue diverse fasi, perché era nata sotto la spinta autonomista e federalista. Poi è diventata un appuntamento, diciamo, addirittura di aperta ostilità contro lo Stato italiano e contro, diciamo, il centralismo. Poi adesso si è incanalata di nuovo in un altro alveo, diciamo, che ha spostato le rivendicazioni di libertà da un'ottica domestica, interna, nazionale, italiana, a una. Però ha mantenuto questo carattere di fondato di festa di popolo sostanzialmente. Adesso a me sembra inutile col fatto che comunque da 34 anni fa è cambiato il mondo ed è cambiata anche la sensibilità politica. È strana questa cosa, ma colpisce il fatto che ci sia rimasta una sorta di sostanziale continuità, no? Cioè non c'è nessun altro partito che fa una festa annuale di questo tipo, e questo mi colpisce, diciamo, perché è il simbolo di una qualche forma comunque di vitalità autentica, che ha le sue radici in qualcosa di profondo, tutto sommato. Non è garanzia, diciamo, di raggiungimento dei risultati, però è garanzia, diciamo, del fatto che ci sono degli obiettivi evidentemente sensibili. Sì, no, sono assolutamente d'accordo e tra l'altro lega la storia, diciamo, assolutamente perfettamente, alla cronaca, anche al messaggio politico uscito da oggi, anche dal discorso finale di Salvini, che ha chiuso dicendo qui nasce la santa alleanza dei popoli europei. Ora, al di là della retorica che fa parte della politica del genere, al di là di questa percorrenza è interessante perché è un po' il sunto, se vuoi, del messaggio odierno, essendo cambiato negli anni della legislazione, secondo me ha alterato la sostanza. La sostanza è la rivendicazione dell'identità, della realtà, della cultura reale dei popoli, senza le concezioni ingegneristiche, come può essere questo l'Unione Europea, e ovvio che la Lega è un gruppo che lavora all'interno del cambiare. Ma insomma, questa è stata la rivendicazione di oggi. Anche rispetto a quello anche se non, come dire, l'inizio della nostra civiltà, questo stato critico occidentale che sta prendendo piede. Lo vediamo nel giorno della cronaca, di farci ridere da degli esempi politicamente corretto nemico della nostra civiltà, che di fare era un problema vero della contemporaneità. Da Pontida io sto pensando che viene insieme tutto questo, probabilmente la parola riassuntiva rimane identità e non a caso Salvini l'ha usata anche in più. Poi nel Prato, diciamo, visto tante facce artistiche, quindi anche tante persone che hanno seguito fisicamente questa trasformazione. Adesso credo che siamo in chiusura quasi per molto imparare. Anche perché ci sono ancora delle salamelle, credo che un argomento politicamente qualcosa deve essere avanzato perché non ha mangiato nessuno.
Allora, non so se mi sentite, se non c'è null'altro da aggiungere, siccome arriva un audio, si sente moltissimo il sottofondo, i ricchi e poveri, cosa sono questi? Non so se c'è altro da aggiungere, altrimenti possiamo salutarvi e aprire le telefonate. Come volete voi? Sia libera al polso. Ci salutiamo. Va bene, grazie a Luigi, entrambi. Noi ci vediamo sicuramente domani, ma adesso ci ascoltiamo i nostri radioascoltatori. Apriamo le linee con l'ausilio del magnifico Lorenzo il Magnifico sulla tolla di comando in regia tecnica. Il numero per la diretta ve lo ricordo io: 02 92 94 7222 02 92 94 7222. Tu ti ricordi il numero WhatsApp, Lorenzo? Che io non me lo ricordo. Lo dici tu? Dai, dillo tu. È un bel giovane, avanti. Il numero di WhatsApp per i messaggi è 340 670 9659. Quindi quando volete potete intervenire. Lorenzo vi introduce in diretta per il commento, magari anche se siete lì, se di solito adesso nelle antiche Pontida mi piaceva anche sentire la voce di chi stava, sia di chi non aveva potuto per motivi per i più svariati motivi, oppure chi stava tornando in pullman, in auto, eccetera, e magari aveva piacere di far sentire le proprie impressioni, la propria voce. Vediamo se ci sono queste telefonate, altrimenti andiamo anche un po' a vedere cosa dicono i giornali di questi interventi. Avete sentito anche una Pontida internazionale che ha dato la voce a molti leader, a partire da Orban, forse il più famoso, il più conosciuto di tutti. Allora, scusate, io mi sto sistemando con il computer. Va bene, allora. Sono arrivati dei messaggi via WhatsApp, come vi ha ricordato Lorenzo. No, questo non c'entra. Allora, vado un po' a leggere. Dunque, allora, ottime le parole di Salvini contro l'estremismo islamico. Grazie anche per aver ricordato il 7 ottobre, forza Salvini. E poi vedo con enorme piacere che a Pontida sventola anche la bandiera di Israele. Poi ancora Netanyahu al momento altri grattacapi, ma un anno o l'altro mi piacerebbe vederlo a Pontida. Ecco, poi purtroppo i soliti interventi da anni, ma è una parola sui reali problemi di oggi dell'economia, guerra e i rapporti con alleati. Se non si sveglia la classe dirigente non andremo avanti. Pontida doveva servire anche a questo, altro che arrosticini con Vannacci da marketing. Salvini non buca più che tanti errori, scrive penso sia Maurizio. Speriamo in un reale profondo congresso democratico senza ipocrisia e difesa degli interessi personali, degli onori personali, utopia. Quando Salvini parlerà come un ungherese Orban, forse torneremo a fare la Lega, ma ormai è prigioniero del suo pensiero verdiniano e non aiutato dal gruppo dirigente pieno di paura e perde i benefici che Salvini ha garantito. Ma sempre Maurizio, quindi spazio quindi anche al dissenso. E poi questo non è dissenso, è una brutta notizia, speriamo che sia stata risolta. Non si vede, non si sente nulla. Noi diciamo che da questo da questa postazione, per quanto abbiamo capito, si sentiva tutto. Sì, ma sto leggendo quelli vecchi, vecchi, quelli di tutti, quelli che non ho avuto in tempo a leggere. Aggiustate l'audio, grazie. Forse sarebbe meglio usare il telefono. Poi aspettalo. Allora, io ho cominciato che erano le 9 passate.
Tajani uno scafista, no, questo no, non posso leggerlo perché è un insulto. Dai, non si insulta. A parte che non c'era Ermanno, c'è scritto, no? Su, almeno mettete in imbarazzo chi legge, perché poi l'insulto io non lo posso leggere. E poi per la sinistra è importante mandare a casa chi governa, ora Meloni, parole dette ieri dall'onorevole Boschi, ma questi sono sempre stati così. Loro vogliono sempre comandare non per il bene del paese, ma per il potere, che non gli basta mai, anche se hanno fatto danni irreparabili alla povera Italia. E dopo tutto ciò il loro motto è ancora: bravi come noi non c'è nessuno. Questa è Mary. E poi ancora anche ammesso che uno sia tanto decerebrato da tifare per le autocrazie, ma un minimo di buon gusto e umanità a ridosso di certi anniversari. Sono 4 gatti rumorosi che cercano con la violenza di imporsi laddove con le lezioni e le mosse del cavallo non riescono. Ogni scusa è buona per buttarla in cacciara. E poi questa ascoltatrice, non vedo il nome, aveva chiesto appunto i Ramones, i Led Zeppelin. Allora io ti sono venuto incontro, i Led Zeppelin li conosco poco, non fanno parte, ma i Ramones li conosco moltissimo, ti abbiamo messo. Infatti, grazie, non immaginavo che mi avreste ascoltata. Chiedere lecito, rispondere cortesia, quindi anche qui facciamo ovviamente. Poi se un'ascoltatrice mi chiede i Ramones, insomma è come chiedere ti piace la Nutella, insomma, senza voler fare pubblicità a me. Poi andiamo, va bene, forse sarebbe meglio usare il telefono, ma aggiustate l'audio, grazie. Bon, questi sono gli ultimi interventi. Andiamo a dare un'occhiata allora, un aggiornamento sportivo, anzi 2, dal Corriere.it: decide il rigore di Vlahovic, fallo di Douglas Luiz su Piccoli, rigore per i sardi. 1-1. Andiamo avanti 1-1, ma non si sa mai qua la Juve. Poi io ho fatto Lorenzo, io sono anti-juventino naturale, ma non è che ce l'ho con i juventini. Gli ho fatto i complimenti per il partitone che hanno fatto in Champions con il Lipsia, e soprattutto gli ho fatto i complimenti perché onestamente adesso il tifo, non tifo, a parte che quel tifo che abbiamo visto, quello che è venuto fuori in questi giorni, ti fa passare la voglia, no? Poi dice che uno si butta sul curling. Il gol che ha fatto con Sensao Junior, che è il figlio dell'ex giocatore anche dell'Inter e della Lazio, e quelle sono quelle cose che ti fanno amare il calcio, insomma. Peccato, la maglia sbagliata, quel che si vuole, ma quando si ferma, vede lo spazio, entra, quelle cose lì. ATP Shanghai, Sinner fatica ma batte l'ottimo argentino Etcheverry, ora riposo. Addio a Sammy Basso, il malato, lo ha ricordato anche il ministro Valditara, il malato di progeria più longevo al mondo. La famiglia si è spento all'improvviso dopo una giornata di festa. Salvini a Ponte, ecco, finalmente ci si occupa di Pontida e Corriere.it. Il governo è compatto, manovra, paghino i banchieri. Orban, il suo processo è una vergogna. Rosari e svenimenti tra i pellegrini di Meggiuglorie. La Madonna sta parlando. Orio al serio. Via Rolex, lingotti d'oro ai maxi debitori dell'erario. Il sequestro è immediato. Inchiesta ultra, il vero business dei clan, gli stadi come un grande mercato della droga. Questo, diciamo, anche questa non è una novità. Vediamo se ci sono telefonate, ancora niente. Va bene. Sappiate che se volete approfittarne potete intervenire. Linee aperte. Poi ancora Errani Paolini vincono il torneo di doppio di Pechino a Shanghai, Sinner agli ottavi. Questo è l'ANSA. E c'è la prima telefonata della giornata. Sentiamo chi è. Pronto? Ciao patriota. Ciao. Sono Alfredo da Vimercate. È la prima Pontida che perdo. Ho la moglie che è stata operata, vabbè,
non abbiamo proprio potuto, e poi la cosa più importante è che non ho trovato il volontario, che tutte le volte che mi allontano da casa lo metto qua a curarmi la casa per non trovarmela occupata. Ho seguito tutta la trasmissione in decoder su Radio Libertà, e ancora adesso vi sto ascoltando. Siete veramente grandissimi, siamo grandissimi, e con le lacrime agli occhi ho seguito tutta la manifestazione con le lacrime agli occhi, veramente. Oh, che bello, non molleremo mai. Basta, e domani incontrerò i miei clienti con un grido: ciao patriota, lo so che c'eri perché me l'hanno detto che andavano in tanti anche del mio paese. È stato bello, grazie, grazie di tutto, però rimango stupito che i nostri alleati non hanno un po' di televisione da farci vedere queste cose. Meritava veramente una televisione, neanche uno. Ma che alleati sono i nostri? Che alleati sono? Non lo so. Va bene. Allora Alfredo, ti ringrazio, e per quel che è possibile un abbraccio forte a tua moglie, se mi E posso con la permettere. Madonna del Rosario di Lepanto vinceremo. Ciao. Perfetto. Benissimo, allora c'è ancora un'altra telefonata. Pronto? Sì, Alan, tocca a me? Prego, è in diretta. Sì, mi chiamo Amedeo. Sì, ma cari, siamo cristiani, siamo battezzati. Nelle nostre chiese Mohammed c'è, è all'inferno. E allora, cosa stiamo a cicischiare? No? Cristo è l'unico salvatore del mondo, dopo c'è il fango. Non si capisce perché per questi qui ci dovrebbe spendere 40 miliardi all'anno, soldi dei contribuenti italiani alla fame. Ecco, e poi l'evocazione di Salvini. Beh, se avesse non molliamo. Viva Cristo Re, avrebbe fatto forse un pochino più un po' più figura, insomma. Così, insomma, ecco, sì, questo lo preso in giro in tutti i paesi del mondo, anche in America, e che è illegale, se prende per l'orecchio lo si mette via, capisci? Ma in mano che siamo, una persona dice, no? In mano che siamo, ai fratelli bastardi di Pulcinella, eretici, abortisti, bestemmiatori. Ecco, queste cose minime, ecco, poi perché non a scuola vengono insegnate tutte queste verità, no? Sì, uno direbbe roba da matti. Ecco, queste cose minime dovrebbe dire un cristiano, ecco. Dovrebbe dirle e naturalmente metterle nella sua vita, ecco, certo. Grazie. Grazie. Buon lavoro a tutti, grazie Ricci. Grazie Amedeo. Andiamo avanti, vediamo aggiornamenti. Stavo cercando se ci sono. Pontida, Salvini si scusa con Tajani e rimprovera i giovani della Lega per i cori volgari. Questo da Repubblica. L'orrore del 7 ottobre, il diario da Gaza, i volti della tragedia, i libri con Repubblica. Dagospia, la Meloni apparecchia il contentino a Tajani, l'aumento delle pensioni minime. L'assegno potrebbe salire di 70 euro al mese da 614 a 621, ma andrebbe incontro a Forza Italia. La misura andrebbe incontro a Forza Italia, un modo per distrarre dalle polemiche sulle nuove tasse annunciate da Giorgetti e negate da Meloni, Salvini e Tajani. Sarà vera escalation? Israele prepara la risposta all'Iran, Netanyahu è pronto a colpire Teheran dove può fare più male, i siti nucleari dove il regime prepara la bomba atomica. Gli americani sono in pressing al generale Michael Kurilla, responsabile per il Medio Oriente del Comando Centrale USA, è affidato il compito di coordinare con Bibi, Netanyahu intendesi, Benjamin, quindi Bibi, la strategia. L'analisi di The Observer: Israele è più vulnerabile di quanto sembri. Vespa, chi era costui? Indignata letterina di Bruneo a Dagospia. Ieri sera, lo chiamano Bruneo, ieri sera al Palazzo dei Congressi ho abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione, indignato per il trattamento riservato a Porta
Accanto al doveroso omaggio a monumenti dell'informazione televisiva come Zavoli e Piero Angela, sono stati ricordati Mixer e Chi l'ha visto, ma non una parola né un'immagine sui 30 anni di Porta a Porta. Cambiano le stagioni, ma l'anima profonda della RAI resta sempre dalla stessa parte. Fatte le nomine, Vespa non serve più o è stato un gentile cadeau da parte di chi è stato estromesso? A saperlo. Super bonus, super fregatura per lo Stato, i numeri che certificano il fallimento del sussidio edilizio voluto da Conte: sono stati spesi 123 miliardi di euro per riqualificare appena il 4,1% degli edifici residenziali italiani. Sono 500.000 immobili con un costo medio di 250.000 euro ciascuno. Con la stessa cifra si sarebbero potuti realizzare 1,2 milioni di nuovi alloggi pubblici. Quindi grazie 5 Stelle, grazie Conte. Fatemi fare un po' di propaganda, ma è anche la verità, no? È propaganda, ma è anche cronaca, è vero. Realtà oggettiva. Putin aveva avvisato Trump, anzi, come dicono quelli bravi, Trump, dare armi all'Ucraina sarebbe un errore, ne chiederanno altre. Nel primo incontro tra Medvedev e il tycoon, il presidente russo denigrò l'Ucraina e rivendicò il diritto della Russia a esercitare la propria influenza. Fu allora che Trump iniziò a covare rancore verso Kiev, convinto da Putin che gli ucraini avessero provato a far eleggere Hillary Clinton. Come fanno gli ucraini? Questa mi sembra un po' stiracchiata. Come fanno gli ucraini a fare eleggere Hillary Clinton? Ciò nonostante, Trump non smise di fornire armi all'Ucraina. Il deep state americano funziona. Ma mi sembra un po', questo non mi convince tanto. Psicodramma giallo-rosso su Ivan Juric, tira la brutaria, se perde contro il Monza rischia di essere esonerato. La verità, come Dotto Dixit su Dago Spia, è che De Rossi non è mai uscito da Trigoria. Oltre ai tifosi, anche lo spogliatoio, come dimostrano le parole di Capitan Pellegrini, non eravamo d'accordo sull'esonero, è ancora molto legato all'ex allenatore. L'ex CEO Lina Solkou, artefice della cacciata di DDR, Daniele De Rossi, non c'è più, ma i Friedkin non avevano scaricato De Rossi per vincere subito i trofei, e allora perché non sono andati forte su Allegri? A saperlo. Allora, non so, facciamo una pausa, poi allora noi teniamo aperte telefonate WhatsApp se volete approfittarne fino alle 15. Era in programma fino alle 16, ma diciamo i lavori da Pontida sono terminati abbastanza presto, anche per permettere, perché io dicevo a Lorenzo, un tempo lo ricordava anche Giulio Cainarca, che è rimasto l'unico appuntamento politico, ma un tempo era chiaramente del nord, no? Ma adesso ci sono anche, abbiamo visto, avete visto anche le immagini, ci sono i gazebo, Sardegna, Campania, Sicilia, eccetera, quindi per dar tempo anche a questi militanti di arrivare a casa non a ore tardissime. Credo che appunto una volta finiva più tardi Pontidas, per come me la ricordo io, adesso chiaramente la Lega è nazionale, quindi però Pontida resta Bergamo, quindi a parte un abbraccio forte a tutti i militanti diciamo campani, siciliani, pugliesi, calabresi, marchigiani, umbri, emiliani, eccetera. Beh, emiliani c'erano comunque, fino alla Toscana, fino all'Umbria, anzi c'era anche ai tempi della Padania. Ecco, per dar tempo, un abbraccio forte a loro, e quindi adesso si pensa anche in questo modo. Sapete che poi c'ho anche i genetriaci quasi. Intanto una canzone scelta da Lorenzo. Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
là fuori è bro, what I've done. Io non mi perdono, no, sì ma non mi pento mai. Tra weapons e dough, perdo la hope. È il settimo inferno, sotto i blocchi miei, sotto gli occhi miei. Ah, ah, sotto gli occhi miei, sotto i blocchi miei. Ah, ah, non hai possibilità, tra miseria e nobiltà. Io lo so che non sono solo anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo flusso, la mia vita che scorre. Per fortuna mi dà sempre suoni da esporre. Grazie, sono quasi sempre in bilico tra la follia e la luce che mi spara nel cielo. Suono fuori casa come fossi un reietto. Rettili mi seguono, fanno lo scampetto. Non ci resta che piangere, cuore freddo e gela Antartide, dove tramonta il mio sole. Non sono solo, sono io Atlantide. Ma ora ti sento distante, oggi che ho perso ogni cardine. Tu mi hai rubato la vita, scopato ed ucciso come fa un mantide. Oggi che ho perso la oggi che ho perso me stesso, oggi che non ho più eroi, oggi che ho perso la tu mi hai rubato i diamanti, la luce, la vita, ti ritroverò. Put là fuori è bro, what I've done. Io non mi perdono, no, sì ma non mi pento mai. Tra weapons e dough, perdo la hope. Del settimo inferno, sotto i blocchi miei, sotto gli occhi miei. Ah, ah, sotto gli occhi miei, sotto i blocchi miei. Ah, ah, non hai possibilità, tra miseria e nobiltà. Fuori casa come fossi un reietto, fuori casa come fossi un reietto. Tutti li mi seguono, fregati che mi seguono. Fuori casa come fossi un reietto. Tra la foglia e la luce, tra la foglia e la luce, tra la foglia e la luce che mi spara nel cielo. Grazie. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Sì, ancora a farci compagnia, anche se volete intervenire direttamente per via telefonica, ricordo il numero 02 92 94 7222 e diretta da Pontida. Avete sentito tutti gli interventi, la chiusura di Matteo Salvini non poteva essere altrimenti, avete sentito anche gli editoriali di Giovanni Sallusti e Giulio Cainarca e
Andiamo avanti, allora, fino alle 15 vi leggo quello che ho trovato online. Pontida, dal carcerato alla t-shirt Salvini Wanted, le foto del raduno della Lega, viaggio tra gli stand e i militanti del Carroccio sul Pratone in provincia di Bergamo. Si è presentato vestito da carcerato con una tuta, un cappellino a righe bianco e nere orizzontali Michele Leonbruno, vice sindaco di Serra Capriola in provincia di Foggia sul Pratone di Pontida, in occasione del raduno leghista. Ho votato Salvini, arrestate anche a me, si legge sui cartelli che indossa, è scritto la Lega dal 2015, sono vestito così per solidarietà Salvini. La Lega aveva detto nel programma elettorale che avrebbe bloccato l'immigrazione clandestina. Se devono arrestare Matteo Salvini, devono arrestare anche me, chi l'ha votato, milioni di italiani. Un ministro che fa il suo lavoro non deve essere processato, è la mia idea. Ha detto parlando con i cronisti con riferimento al caso Open Arms. Gli stand e le magliette con Salvini Wanted sul Pratone di Pontida in provincia di Bergamo ad accogliere i militanti in arrivo alla spicciolata al raduno della Lega. Ci sono inoltre diversi stand, in uno di questi sono in vendita le magliette con il volto del leader leghista Matteo Salvini in versione Wanted con la scritta colpevole di aver difeso l'Italia e un'altra con articolo 52, la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, hashtag io sto con Salvini. I libri di Vannacci e Salvini, l'avete sentito intervenire ai nostri microfoni anche il generale Roberto Vannacci, sono in vendita anche i libri Controvento del vice premier, Il mondo al contrario di Roberto Vannacci e La scuola dei talenti del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Fra gli altri stand, oltre a quelli dedicati alla raccolta firma a sostegno di Salvini per il caso Open Arms, alla scuola di formazione politica, la flat tax e hanno citato Radio Libertà. Grazie, chi sono questi? La press. Grazie con la S alla padana, grazie dei fiori, grazie di tutto. Radio Libertà citata, c'è anche lo stand dell'umanitaria padana, in un cartello si legge: in Ucraina portiamo aiuti umanitari, non armi. A ferro di cavallo sul sacro suolo, scusate, non mancano i fulari, i cappellini e le magliette verdi, ecco i gazebo delle varie regioni italiane che mettono in vendita prodotti tipici. Ci picchia. Nello spazio dedicato al Veneto si trova anche la spilla dell'autonomia. È una novità di quest'anno. Se siamo a un passo, speriamo di sì, dice un militante con accanto un leone di San Marco. La Kermesse del Carroccio inizierà da programma alle 10 e infatti inizia, figurati, cioè, qui siamo in Lombardia, ragazzi, non si scherza, quindi assolutamente puntuali. Allora, andiamo avanti, togli pure la condivisione, così vado a dare un'occhiata se sono arrivati dei WhatsApp, perché i WhatsApp non li possiamo mettere in condivisione per la privacy, altrimenti si vede il numero. Allora, Vlahovic segna, poi l'errore il pari di Marin su rigore, bianconeri beffati. La benamata che ieri ha vinto 3-2, la difesa che zoppica, abbiamo una difesa che zoppica questa. Sono Acerbi, comincia a essere stanco a una certa età, poi tu hai fatto sport da giovane, sei ancora giovanissimo, calcio. Allora, chi ha fatto sport agonistico, io ho fatto football americano, pesavo 50 kg di meno. Chi ha fatto sport agonistico sa che il calcio non è uno sport di contatto, confronto a differenza del football americano, è uno sport dove è ammesso il contatto, ma quando tu ti scontri, eccetera, poi si dice in dialetto saccagnato. Io credo che Acerbi, dopo quella partita che ha fatto 2 settimane fa con Haaland, di nuovo contro il City, abbia bruciato tante di quelle riserve energetiche che adesso fa fatica. Pavard non sembra più lui, De Vrij va ancora bene, Bastoni ogni tanto farfalloneggia. Comunque abbiamo raggiunto la Juve, credo, a questo punto. Sì, forse o no? Sì.
Perfetto, bene. Allora, io così quasi sai cosa faccio? Vado avanti con il genetriaci o ricorrenze e commemorazioni del 15° giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti è una domenie 6 ottobre 2024 che dir si voglia. Tra l'altro oggi è il Capodanno ebraico, quindi buon anno a tutti gli amici di religione ebraica. 3761 avanti Cristo inizia l'anno 1 del calendario ebraico. Ce lo ricordava anche venerdì Nathan Greppi. Poi abbiamo Charles-Édouard Jeanneret, chi è? Le Corbusier. Grande architetto svizzero, pensavo fosse francese. Lui ha detto che la casa è una macchina per abitare. Poi Roland Garros, bisogna pronunciarlo la os, me l'hanno insegnato. Roland, non perché in francese di solito la S finale non si sente, invece Roland Garros si deve sentire. È stato un eroe della prima guerra mondiale. Aveva sull'aereo, mi sembra, la frase "la vittoria appartiene ai più tenaci". Parlavamo di calcio, Paolo Valenti che inventò il 90° minuto. Qui stiamo parlando di una TV veramente di altri tempi, ma nel senso migliore, cioè l'eleganza, la preparazione, l'educazione, anche perché no, la classe indimenticabile di Paolo Valenti. E poi a me piace chiamarlo come talento, perché io ho letto definirlo, dire che è un talento dell'economia, cioè posso anche dirvi che i suoi allievi che sono diventati economisti affermati me ne parlavano come di un genio. Sto parlando di Paolo Savona, che oggi compie, congratulazioni a lui, 88 anni, ve lo dico, cagliaritano. Non esiste l'Europa, ma una Germania circondata da pavidi. Per me, io sono ancora rimasto, non ho superato lo shock di 6 anni fa, quando Mattarella si è permesso di bloccare la nomina di Paolo Savona. È una figura autorevole in tutta Europa, quindi possiamo dire a un Mario Draghi dall'altra parte che sia stato bloccata la sua nomina. Io ho mantenuto, per quello che vale, una mia opinione personalissima. Siamo dietro un microfono, impugniamo il microfono dalla parte del manico e quindi ci permettiamo di parlare. Secondo me con Paolo Savona quel governo avrebbe fatto veramente cose notevoli. Poi invece purtroppo con Conte e con altre cose avrebbe dato un connotato, un'impronta, che sarebbe rimasto coeso e sarebbe andato avanti a portare a casa risultati di un certo tipo, sicuramente, perché Paolo Savona infatti lo hanno Sergio Mattarella lo ha bloccato, poi è stato nominato Paolo Savona presidente a capo della Consob, e anche su Sole 24 Ore l'anti-europeista Savona era stato dipinto l'anno scorso, mi sembra, l'avevo anche letto in diretta durante Oltre la Pagina, è stato encomiato come assolutamente una figura di genio. Allora, signore, è stata una svista. Abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista, cantava Ivan Graziani, che è stato autore di canzoni. Facciamo così, andiamo a chiudere quasi quasi, sì. Chiudiamo proprio con prima delle 15. Chiudiamo, trova Ivan Graziani pigro. Anzi no, facciamo così, pigro è più da Pierluigi Pellegrini. Metti Lugano addio, che è una canzone amatissima. Lui era abruzzese ma praticamente milanese di adozione, molto molto amato quando
è scomparso nel 97, ha suscitato... Lui era abbastanza noto e conosciuto come autore e musicista di Graziani. Quando è scomparso veramente ha suscitato un'ondata di malinconia, di tristezza, che ha dato modo di capire quanto fosse veramente amato, non solo famoso. Poi o facciamo i romantici, mettiamo Agnese e Dolce Agnese. Agnese, tutte e due. Poi la calabrese Matilde Ciccia, che è stata più volte campionessa di pattinaggio, bellissima anche, se posso dirlo. Si può, non è che se uno dice bella una donna poi magari si rischia di essere sessisti o peggio ancora patriarcali. No? Si può apprezzare la bellezza. Poi abbiamo Bruce, invece lui era brutto proprio, Bruce Grobbelaar, che tanto fu anche accusato di combin, l'orrido portiere che inscenò quei gestacci nella finale, nella triste finale che vide la Roma derubata da una legittima Coppa dei Campioni, lo dice un interista, quindi. Nel 1984 Roma-Liverpool, il gol del Liverpool non doveva essere convalidato perché c'era un fallo su Tancredi, un chiaro fallo sul portiere. Oggi con la VAR verrebbe tolto. E poi anche va detto una cosa: quando arrivò il momento purtroppo triste per l'esito dei rigori, questo portiere dello Zimbabwe, pensate, però con Liverpool si mise a fare tutti i versacci, cominciò a fare gesti anche, non dico osceni, ma quasi. Mi stupisco che l'arbitro non sia andato a riprenderlo per comportamento antisportivo. A parte allora che io amavo tantissimo la Roma di Lidl, eccetera, ancora adesso un po' simpatizzo tutto sommato per i colori giallorossi, ma al di là di questo, oggettivamente non poteva, uno non può comportarsi in quella maniera perché fa parte del regolamento. Il comportamento antisportivo è all'interno del regolamento. Ricordo che durante una partita venne ammonito, addirittura fischiato il fallo e ammonito, Roberto Baggio. Perché? Perché lui era dietro un difensore e gli ha urlato lascia, no? Il difensore aveva il pallone e lui per ingannarlo gli ha urlato lascia, e l'arbitro, quello ha sentito, lo ha credo proprio anche ammonito, ha fischiato sicuramente il fallo, mi sembra anche ammonito per comportamento antisportivo. Figuratevi Grobbelaar cosa doveva essere espulso, secondo me, addirittura, anche se forse non puoi espellere qualcuno dall'articolo, non lo so. Un figlio d'arte, non nel cognome del padre, un grande autore di fumetti, Adam Kubert. Il papà Joe Kubert è una cosa, mamma mia. Se non sbaglio, Joe Kubert era ammiratissimo da Ugo Pratt, no? E diceva come era incredibile. Joe Kubert faceva delle macchie e ti faceva vedere quella era una mandria di bisonti. Era talmente bravo che con delle semplici macchie ti faceva vedere la mandria di bisonti. E quando si è diciamo di quella levatura, il fumetto arte ormai è un binomio. Poi abbiamo le luci della ribalta della signora De Benedetti, Paola Ferrari, che ha sposato un figlio, nuora di De Benedetti Carlo. E poi chiudiamo con il cinema, un film molto bello, molto drammatico, Via da Las Vegas. Tra gli interpreti c'era Elizabeth Shue, che ricevette una nomination all'Oscar. Lei e il coprotagonista, che era Nick Cage, e secondo me meritava più lei, però alla fine Nick Cage ha vinto l'Oscar, l'unico Oscar della sua carriera. Elizabeth Shue, scritto SHUE, niente, ha avuto solo una nomination, ma secondo me l'interpretazione, la sua interpretazione è memorabile in quel film. Non ci sono tante interpretazioni di quel livello lì, di quel tenore lì, impressionante, almeno
l'ho visto una volta sola, potrei sbagliarmi, ma così. Allora, cosa facciamo? Chiudiamo con Ivan Graziani, facciamo tutte e due, Lugano Addio e Agnese Dolce Agnese. Allora, vediamo dato conto, vediamo se ci sono altri aggiornamenti su... ecco qua. Salvini paghino i banchieri, non gli operai. Orban, porteremo a Bruxelles i migranti irregolari. Questa è l'ANSA. Il primo ministro ungherese: se vogliono quei migranti che se li tengano. Il leader della Lega: il governo è compatto, è un governo di amici prima ancora di alleati, ovviamente ogni tanto discutiamo. A Pontida, slogan, Italia non è una, e giù le mani da Salvini, io ho votato Lega, restate anche a me. Il leghista vestito da carcerato che avevamo di cui avevamo letto prima da Press. Tajani Vaff, cori dei giovani militanti della Lega contro il vice premier a Pontida. Oibò, esposto al pre-raduno uno striscione provocatorio, Iuscole in vista, Tajani scafista. Vabbè, dopo abbiamo visto che Salvini si è scusato, ma amore solito, dicono i latini, come al solito, quando, adesso senza fare vittimismi, però la Lega non è entrata nel cuore dei giornalisti e di certo giornalismo, per cui si fa sempre, si cerca sempre la notizia. Cioè, se fosse successo, a parte come diceva Cainarca, ormai è l'ultima, è una parola che non mi piace molto, kermesse politica, ma ormai non c'è più nulla di reale, no, dal punto di vista politico. Anche le feste dell'unità non sono comunque la stessa cosa. Non c'è un raduno, un appuntamento, forse quello dei democristiani, adesso non mi ricordo più, da settembre, ma è diverso. Comunque, se ci fosse un qualcosa di analogo del PD e ci fosse uno striscione contro Conte, non lo metterebbero come notizia di apertura. Ecco, in questo senso intendo. Poi ormai arrivati a una certa età, dopo averne viste tante, non è neanche più il tempo di essere vittimista, che vadano, andiamo avanti lo stesso, anzi che loro vadano per la loro strada e noi andiamo avanti lo stesso, come è sempre stato fatto. Adesso intanto ringrazio ancora Lorenzo, fantastico guidatore dalla tolla di comando in cabina di regia, ovviamente, e ci lasciamo con Ivan Graziani, di cui oggi cadeva il genetriaco. Un bis ha scelto proprio Lorenzo, Agnese Dolce Agnese e Lugano Addio. Io non do addio, do arrivederci. Domani vi annuncio che dopo la rassegna stampa di Cainarca, dopo il 9:30, ci sarà la replica, quindi 5 ore almeno, o almeno minimo 4. E dopo non so se sarà replicata anche l'ultima parte della puntita che avete ascoltato oggi. Quindi se vi siete persi di qualcosa potete recuperare, e se invece non ve lo siete persi potete, diciamo, ascoltare di nuovo gli interventi, così magari c'è modo per pensarci ulteriormente sopra. Che altro dirvi? Gracias. Miau. Oh,